Pare questa notte dal nulla, quando tutto sembra finito. Lo sai, mi basta poco e tutto prende vita così. Poggia le tue mani stanche e lasciati volare. Abbiamo un solo istante che poi se ne va da qui. Allora, queste canzoni che fanno capire quanto i giovani, anche i giovani uomini, hanno voglia, ecco, d'amore, di parole dolci, di delicatezza. Sentite queste canzoni, perché siamo abituati delle volte con Mirella che apre con canzoni conosciutissime, invece dobbiamo capire che questo mondo che non viene ascoltato, ed è il mondo dei giovani che sono il nostro futuro, dobbiamo capire forse che è il momento di ascoltarli. Ne parleremo questa mattina con la professoressa Rossana Berardi, direttrice clinica oncologica, Università Politecnica delle Marche. Grazie dottoressa Berardi di essere qui. E saluto anche il dottor Angelo Giacomazzi, membro Comitato Organizzativo Sanitari per Gaza Veneto. Grazie anche a lei, dottor Giacomazzi, di essere qui. Allora, professoressa Berardi, noi parliamo sempre del Veneto, io dico siamo anche profondo nord, però purtroppo i problemi sono tanti che riguardano tutto il paese, specialmente la sanità. Ecco, mancano medici dappertutto, mancano figure professionali dappertutto. Com'è la situazione nelle Marche, professoressa Berardi? Perché siamo anche curiosi di capire, perché qualcuno dice ma guarda cosa è successo in Abruzzo, la sanità va male e continuano a votare quelli che hanno sbagliato, ma va male da tanto tempo. Cosa ci dice, professoressa? Ma in realtà c'è un problema generalizzato legato alla programmazione del personale sanitario, in particolare dei medici. È evidente che c'è un calo di organico diffuso un po' in tutte le regioni, quindi i problemi sono davvero sovrapponibili. E nel calo di organico ovviamente non c'è solo il calo del personale medico, ma del personale sanitario in generale, quindi infermieri, quindi OS. Però certamente ci sono delle possibili soluzioni anche più veloci dell'attendere che si formino nuovi professionisti che probabilmente andranno a saturare la programmazione nel momento in cui saranno formati, perché poi avremo una situazione completamente diversa con una programmazione che forse non porterà dei risultati poi definitivi per tutti positivi. Ecco, quello che abbiamo provato a fare a livello nazionale è condurre una fotografia di tutte le regioni italiane e di capire anche quanto nelle prestazioni mediche si è realmente dedicato alla parte medica e quanto non sia invece gravato da burocrazia e da altre attività che in realtà sottraggono tempo prezioso per le prestazioni sanitarie. E la fotografia è stata davvero sconcertante, perché in una visita mediana di circa 18 minuti ben 16 sono a volte di burocrazia, per cui è evidente che solo pochi minuti rimangono per la cura della persona, e forse adottando un modello più simile a quello anglosassone, in cui vengono identificate figure intermedie che possano sgravare un po' della parte burocratica, già potrebbe essere una prima soluzione da mettere in campo subito. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Angelo Giacomazzi, anche lui medico. Prego, dottor Giacomazzi. Buongiorno a lei signora, buongiorno a tutti. Buongiorno dottor Giacomazzi. Beh, insomma, è giusto parlare di programmazione, parlare anche del pregresso. Se facciamo un po' di storia, qua nel Veneto eravamo la sesta sanità, no, d'Italia, la sesta sanità del mondo 20 anni fa, e a un certo punto ci troviamo in una situazione per cui bisogna aspettare un anno per fare una visita specialistica oppure un accertamento strumentale. C'è stata una grande rivoluzione
dopo la creazione che è stata qua, tra l'altro nel Veneto, grazie a una veneta, la Tina Anselmi, insomma, del sistema sanitario nazionale, che era un sistema che è nato con una legge istitutiva, cioè non con un decreto, con una legge obbligatoria, istitutiva, no? Che instaurava questo sistema pubblico. Con questo sistema pubblico tu, e grazie anche al fatto che nell'articolo 32 della Costituzione tu hai diritto a una cura, e se sei indigente hai diritto a una cura gratuita, questo straordinario sistema aveva fatto crescere l'Italia ed era stato anche modello per molte nazioni. Pensare che gli Stati Uniti hanno fatto finta di scoprirlo adesso e si rendono conto che è meglio avere un sistema sanitario pubblico, gratuito, perché i costi sulla salute e anche sul lavoro, sul dolore, su tutto, sono sicuramente ridotti, alterati dal fatto che la sanità è assolutamente privata. Se tu hai un incidente stradale a New York, arriva l'autoambulanza e ti chiede: scusi, che carta di credito ha lei? Ecco, mi dispiace, ma io non posso esserle utile. Cioè, ci sono delle e qui in Italia questa cosa non esisteva, eravamo felici e tutto quanto. Cosa è successo? A un certo punto sembrava che non potessimo più sostenere questa spesa, no? E allora cosa è successo? Hanno ridotto i posti letto. In Italia hanno ridotto nel Veneto 500 posti letto, no, in Italia 3.500, e insomma, un posto letto e un ricovero costa 500 euro al giorno circa, e tutti questi soldi qua giustamente erano stati programmati per andare sulla sanità territoriale. La sanità territoriale che cos'è? È quello che ti impedisce di avere una malattia grave, è quello che ti impedisce di avere un ricovero improprio, cioè ti favorisce lo stare a casa se hai una malattia cronica, e soprattutto cura la prevenzione. In Italia questo dato è importantissimo, ed è proprio un dato così, a lei che piace fare una televisione di informazione, che anche se è una televisione commerciale è straordinaria, perché lei dà delle pillole alla gente, perché queste trasmissioni passano, però qualcosa deve rimanere in tasca alla gente, e grazie a lei queste cose succedono. Allora, questo è un dato che sicuramente rimane in tasca alla gente. In Italia vengono scoperti, la professoressa lo saprà meglio di me, 4.000 tumori al giorno. L'anno scorso 4.023 tumori al giorno. Ecco, di questi 4.023 tumori al giorno, il 40% potrebbe essere, se viene applicata la prevenzione o la diagnosi precoce, per quel che riguarda per esempio della mammella, potrebbero 40%, quindi fate il conto di 40% di 4.000, potrebbero essere curati con una cura quasi indolore, economicamente vantaggiosa, con un risultato sulla sopravvivenza eccezionale, no? E quindi quasi non essere dei tumori, insomma, no? Si potrebbe guarire in una percentuale altissima se queste malattie fossero prese in tempo. E questo faceva parte appunto del progetto sanità territoriale, quindi blocco delle ricoveri ospedalieri, e quindi bene, ecco. Allora questa sanità territoriale non è mai partita, anzi è stata depauperata. Hanno dimezzato il numero delle figure apicali del territorio, non hanno sostituito in tempo le gravidanze, non hanno incentivato i consultori, non hanno fatto delle cose che dovevano fare. Parimenti però, e questo è il punto dolens, sono saliti invece i posti letto nella sanità privata accreditata. Allora, la sanità privata accreditata, ma insomma non voglio far soffrire tanto la gente che ascolta, però noi in Italia, no, paghiamo 134 miliardi, no, per essere curati con le tasse, però la spesa della sanità in Italia è 174 miliardi. Allora cosa vuol dire? Che 40 miliardi, cioè un terzo, ce lo paghiamo dopo aver pagato le tasse di tasca nostra. Cioè, per avere una prestazione, no, in questo nostro sistema sanitario che rispondeva a tamburo battente alle nostre esigenze,
Adesso noi dobbiamo spendere, dopo aver pagato le tasse, 40 miliardi per una sanità privata accreditata. Allora, Senta, dottor Giacomazzi, però qualcuno dice, io ho ospiti illustri, anche medici, chirurghi, ho delle eccellenze anche del territorio molto importanti, che dicono siamo fortunati anche nel Veneto perché è un'eccellenza. Lei cosa risponde? Poi sentiamo anche la professoressa Berardi. Lei apre un vaso di Pandora e vengono fuori un sacco di vermi, perché la narrazione che ci fa... Noi per carità, nel Veneto rispetto alla Calabria siamo fortunati, molto fortunati, no? Però la narrazione che ci fanno è una narrazione un po' soltanto delle cose che vanno bene, insomma, non si possono vantare che hanno attaccato una mano a Verona, insomma, queste sono cose tra l'altro che non fanno le persone che ci governano, no? Loro devono programmare invece l'assistenza globale, l'assistenza ai disabili. Insomma, se stanziano 8 miliardi per comprare i carri armati e poi 500 milioni non vengono dati per la disabilità perché la coperta è stretta, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Certo, sentiamo la professoressa Berardi, perché purtroppo devo correre perché con voi l'ora vola veramente con gli ospiti. Professoressa, lei è proprio presa nel mezzo perché ha fatto un numero di tumori che fa venire i brividi, 4.023 tumori al giorno. Ecco, come commenta le parole del suo collega? Perché sono parole importanti, bisogna anche avere il coraggio di dire la verità, quello che c'è, quello che si dovrebbe fare e non si è fatto. Allora, mi permetto di rettificare appena questo numero rispetto ai dati aggiornatissimi che con l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, di cui sono tesoriere nazionale, e l'Associazione Italiana Registro Tumori abbiamo pubblicato a fine 2023. In realtà si stimano 365.000 tumori all'anno, che corrispondono a circa 1.000 nuovi casi al giorno oggi. Probabilmente i dati magari che ha citato il collega sono riferiti alla popolazione magari territoriale oppure ad altre annualità. Oggi questi sono i numeri, che comunque sono numeri sicuramente importanti, perché dietro a 1.000 casi nuovi al giorno ci sono indubbiamente 1.000 famiglie colpite. C'è anche però da dire che in oncologia sono stati fatti passi da gigante, perché oggi i lungosopravviventi sono 3.600.000 contro i 2.440.000 del 2016. Ciò vuol dire che in pochi anni, meno di 20 anni, sono davvero stati fatti dei progressi. Dove sono stati fatti questi progressi? Sono stati fatti soprattutto nell'ambito terapeutico e nell'ambito della presa in carico multidisciplinare, che prevede diverse terapie per il singolo caso di paziente oncologico, e questo poi ha portato di fatto qualche settimana fa a riconoscere addirittura la legge sull'oblio oncologico, alla possibilità di dimenticarci di aver avuto un tumore proprio perché la prospettiva di guarigione è esistente. Però il collega ha perfettamente ragione nel dire che si può fare molto di più, soprattutto in una fase di prevenzione, nel senso che certamente è molto meglio non ammalarsi che guarire, quindi lo stesso impegno che la scienza mette, la ricerca mette nel progresso delle cure, è evidente che andrebbe messo proprio per eliminare quelli che possono essere i fattori di rischio, quantomeno quelli modificabili. Professoressa Berardi, una cosa che veramente preoccupa sono questi tumori in età molto giovanile, ecco, specialmente in ragazzi anche molto giovani, tumore al seno, vari tumori. Da cosa è dovuto secondo lei? Perché veramente si parla anche molto di inquinamento, noi siamo su una zona, una delle più inquinate d'Italia, ecco, anche perché io vorrei parlare anche con questo e voi, perché sa, qui abbiamo le tradizioni, professoressa Berardi, purtroppo la tradizione vale più della salute, anche se i PM sono a livelli altissimi che veramente impedirebbero addirittura di uscire di casa, bisogna fare i falò, perché la tradizione è quella. E abbiamo persone veramente che pensano questo. Io spero anche con questa trasmissione, come dice il dottor Giacomazzi, che qualcuno si renda conto che la salute vale più di qualsiasi altra cosa e ne hai una sola, non è che ne hai tantissime. E perciò anche la prevenzione che tu fai verso anche te stesso, verso il rispetto degli altri è molto importante. Prego, professoressa.
Ha centrato un tema molto importante e tra l'altro per me è sempre un piacere partecipare alla vostra trasmissione, sia per i bei messaggi che si riescono a dare, utili per la popolazione, sia perché ho familiari in Veneto che quindi mi richiama un po' a questo che lei mi dice rispetto alle tradizioni, anche l'aspetto familiare. È evidente che ci sono dei fattori di rischio che però possono essere modificati. Quello che conta in oncologia è l'esposizione all'agente cancerogeno in termini di quantità, di durata e di tempo che poi ci vuole per far sviluppare quella che noi chiamiamo la cancerogenesi, cioè l'inizio del processo oncologico e quindi della malattia. Quindi non è certamente un episodio che determina l'insorgenza del cancro, ma è la ripetitività nel tempo del fatto che ci sottoponiamo a fattori di rischio. Questo è importante, andrebbe promossa una cultura della salute fin dalla giovane età, fin dalle scuole, perché davvero è quello che può fare la differenza. E cultura della salute vuol dire ridurre ovviamente i fattori di rischio. Ne conosciamo tanti, conosciamo il fumo, conosciamo l'alcol, conosciamo la sedentarietà, conosciamo le diete scorrette, conosciamo le infezioni sessualmente trasmesse e tanti altri ancora, ovviamente l'esposizione agli agenti cancerogeni ambientali e lavorativi. Però è importante anche sottoporsi a programmi di diagnosi precoce, quindi sottoporsi agli screening. Tutto questo ci consente di limitare il rischio di sviluppare tumore o di diagnosticarlo in una fase precoce. Lei ha ragione, il problema dei giovani, i dati epidemiologici non ci dicono che c'è un significativo aumento di incidenza, ma la percezione è realmente questa, che cambia un po' la patologia nel tempo e l'inquinamento ha un suo ruolo. Al Congresso europeo dello scorso anno sono stati presentati per la prima volta i dati dell'insorgenza del tumore polmonare nelle donne non fumatrici a causa dell'esposizione alle polveri sottili. Avete capito a casa? Ascoltate bene. Allora andiamo con la prima telefonata. Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a te. Ciao. Giustamente mi domandavo un cammin perché di questo aumento dei tumori. E ora bisogna guardare il tipo di vita che facciamo, l'inquinamento che abbiamo col progresso, e a TAF, e i pesticidi, e macchine, chi va a Cortina o in montagna a 4.000 metri e cosa c'è? E moto dei aerei a motore con gasolio. Ma le cose non mi cerca. Se il nostro comportamento deriva che ne porta queste robe che è qua. Mi sono stato a Taranto, quando chiedeva Dio fare di Tersidel, che era un'aria non pura e che era una pianura di acqua, che era un spettacolo, adesso i morcomi per qui. L'Itarside chi ha fatto, Marghera nel 50 quando vi era fatta nel 40 era lo stesso. Allora, bisogna che impariamo a vivere come che si viveva una volta, ma il progresso è giusto, tutto è giusto, però cerchiamo di limitare, di sprecare robe che dopo torna a scapito nostro, che ne possa far male a tutti. Una volta tutti questi tumori non vedere neanche la conoscenza. Però bisogna che se incominciamo a vivere bene nel senso di stare in salute, perché il progresso, tutto è bello, va bene? E dopo gli ospedali, i dottori, bisogna che la medicina siamo nei mani di medici, di ricercatori, non della politica, perché un ministro della sanità magari era un ferroviere, per dirti. Niente, ognuno bisogna, i dottori e anche bravi, dopo l'ingordigia del denaro, perché non è vero che la medicina siamo avanti. Se avanti, perché che ha la possibilità, un povero cane, ne conosco una fuori, è Magna Pappette, che ha 83 anni, perché non ha i denti? Ed è una vergogna che grazie Rinaldo, devo accorciare, se no non ce la faccio. Abbiamo ospiti importanti, dobbiamo ascoltare anche loro perché ci danno delle notizie, come avete sentito, delle informazioni preziose. Allora, dottor Giacomazzi, abbiamo sentito anche la professoressa, ecco, come commenta, prego. Intanto mi scuso perché ho detto 4.000 nell'emozione di vederla e ho dovuto dire 1023 sono 400, cioè 385.000 tumori l'anno diviso per 365 giorni l'anno, chiaramente non può essere il dato che ho detto senza aver sentito quello che ho detto della velocità, e quindi sono d'accordo assolutamente con tutto quello che ha detto la professoressa. Farei un'aggiunta che non è molto
conosciuta, cioè ci sono dei tumori nei giovani che non ci aspettavamo mai di vedere per malattie subdole come questa del papillomavirus. Cioè il pap test adesso deve essere fatto con la ricerca del papillomavirus, perché cominciamo a vedere non solo nelle donne ma anche negli uomini che il contatto col papillomavirus avviene tra gli uomini e avviene anche tra l'altro con persone dello stesso sesso che hanno dei rapporti sessuali non protetti. Per cui per esempio nei giovani il tumore indotto dal papillomavirus della cavità orale, dei genitali è aumentato in maniera e tu non ti aspetti di vederlo, e quindi è una cosa molto molto significativa e giustamente Poi dopo vorrei dire un'altra cosa, allacciandomi a quello che ha detto la professoressa, che è molto interessante. L'accumulo dei carcinogeni, cioè bisogna variare continuamente il tipo di alimentazione, nel senso che non possiamo accumulare lo stesso carcinogeno, perché allora sì, le nostre difese cedono. No, se invece abbiamo la possibilità di cambiare l'assunzione di sostanze che fanno venire il cancro, probabilmente ci difendiamo meglio, perché purtroppo dobbiamo rassegnarsi al fatto che dalla mattina, dalla brioche della mattina al dolcetto della sera, qualsiasi alimento ha degli antifermentanti, degli antipesticidi, degli sbiancanti, degli antiputrefattici, chimica. Nel mio ospedale a Campo San Piero, quando io ho cominciato a lavorare 40 anni fa, facevamo cancro dell'intestino al mese, 1 o 2, adesso ne facciamo 4 alla settimana. Probabilmente siamo diventati anche più bravi, siamo attrattivi, ma i numeri sono significativi, cioè questa roba che mettiamo dentro e senza scorie rimane per molto tempo a contatto con la mucosa intestinale, e chiaramente è dannosa, cioè quindi transito veloce, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno si dice, insomma, banalmente, ma è vero, no? Bere di più e cambiare continuamente alimentazione. Molto chiaro, e la ringrazio, dottor Giacomazzi. Avete sentito quanto è importante ascoltare. Professoressa Berardi, abbiamo appena passato l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Io ringrazio il dottor Angelo Giacomazzi perché ha citato un'illuminata che è Tina Anselmi, questa donna che ha visto molto lungo, che ha visto più in là, questa donna che ascoltava queste persone che l'hanno anche votata, tanto è vero che quando tornava da Roma la prima cosa che faceva, io ho avuto ospite la nipote, andava nelle piazze a incontrare le persone, prendeva appunti, ma soprattutto la lungimiranza che ha avuto, questa sensibilità che abbiamo noi donne, lo dico io professoressa, non ci arriveranno mai loro, saranno anche bravissimi, ma questa cosa non a caso facciamo i figli e loro non li fanno, non a caso, non ci sarebbe il mondo a mio avviso, ma non importa, ce ne sono di bravissimi. Ma la mia domanda è, questa figura femminile che diventa determinante ormai nelle sale operatorie, vediamo tantissime donne, ecco, se abbiamo questi uomini che lasciano spazio anche a questa figura, che la lasciano lavorare, che la lasciano anche sbagliare a volte in certe situazioni, ma che questa donna sa rialzarsi, sa rimboccarsi le maniche, sa vedere lungo. Ecco, secondo lei quanta strada hanno fatto le donne anche in campo sanitario? Indubbiamente ne hanno fatta tanta, però ce n'è ancora tantissima da fare. Consideri che il 60-70% ormai degli iscritti a medicina nelle nostre facoltà è donna, però le posizioni apicali sono ancora invertite, cioè il tetto di cristallo non è stato ancora sfondato. Direttrici di struttura siamo circa il 20% in tutta Italia in ambito oncologico, direttrici generali sono il 18% in ambito sanitario, e se andiamo a guardare i professori ordinari, le professoresse quindi apicali ordinarie in ambito di oncologia, siamo meno del 10%, quindi indubbiamente la base è molto rappresentata al femminile, ma le apicalità ancora non
non riflettono questo cambio di paradigma. E in realtà a chi dice che ci vorrà semplicemente del tempo, dato che le iscritte sono principalmente donne a medicina, purtroppo i dati del World Economic Forum rispondono che non sarà così, perché sono stati stimati 167 anni per raggiungere la vera parità di genere, e quindi indubbiamente c'è da fare. Con Women for Oncology Italy io presiedo questa associazione, società scientifica al femminile, che si occupa proprio di promuovere e di valorizzare la donna in ambito sanitario, in ambito oncologico. Ci stiamo tanto impegnando per iniziare soprattutto a lavorare in noi, perché una delle componenti è indubbiamente anche la sindrome di Ermione che giustifica tutto questo. La sindrome di Ermione è quell'incapacità di fare il passo avanti che a volte non facciamo perché non ci sentiamo perfette, però è chiaro che non è l'unica spiegazione. Purtroppo le politiche di welfare, di sostegno della famiglia, la donna rimane il perno per i genitori, per i figli, non ci aiutano indubbiamente. Senta professoressa, quanto si deve sgomitare per arrivare all'apice? E a mio avviso anche essere un po' fortunati, perché tu puoi essere bravissima, puoi essere, cito la numero uno, cito un caso che mi è rimasto veramente impresso, Samantha Cristoforetti, non la volevano. Non la volevano perché sapevano che era più brava di loro, sapevano che ce l'avrebbe fatta, hanno cercato di mettere i paletti, ma le sembra normale? Perché invece di parlare di uomo e donna, io lo dico sempre, professoressa Berardi, dovremmo parlare di persone. Ecco, questa persona è brava, lascia stare il sesso, se è brava va avanti, no? No. Perché dobbiamo sempre fare un passo al lato, perché la politica, e qua lo dico anche alle onorevoli senatrici che abbiamo in Parlamento, che se forse fanno un passo un po' più avanti anche per quelle donne che stanno cercando di mettercela tutta per arrivare e non continuare a mettere paletti, perché tanto io sono arrivata e le altre si arrangiano, perché funziona così fino adesso, guardiamo il codice rosso, questo lo dico io, forse faremmo qualcosa. Perché l'uomo fa così fatica a fare un passo al lato e lasciare spazio alla donna? Perché culturalmente siamo così, non c'è niente da fare. Ecco, il maschilismo regna sovrano, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo con i femminicidi, lo vediamo in casa con questi colletti bianchi al di sopra di ogni sospetti che poi menano la moglie o la fidanzata, più non posso, lo dicono qua. Capisce che forse dobbiamo parlare di più ai ragazzini, come ha detto lei, bambini nelle scuole, il rispetto della persona, questo rispetto che non c'è neppure sui giovani, ce ne sono tantissimi di bravi, ma non riescono a fermare quelli non bravi, perché c'è sempre questo buonismo, e vabbè, è giovane, ha sbagliato, sì il buonismo ma anche la pena. Cosa ne pensa, professoressa? Allora, lei ha centrato indubbiamente una problematica che è legata al retaggio culturale, e citando Samantha Cristoforetti viene in mente che tutti i titoli di giornale l'hanno etichettata come Samantha, quindi già nel nome e nel non riconoscere il ruolo, il cognome, il merito, già c'è un retaggio culturale che ci portiamo un po' dietro, quindi sicuramente c'è da lavorare tanto su questo. In realtà forse i giovani sono anche pronti a riconoscere il merito al di là del genere, che è la cosa che dovremmo fare, riconoscere il merito a dispetto del fatto che siamo uomini, donne o che abbiamo una diversa identità di genere. Il problema è che poi forse scatta qualcosa anche dopo, nel senso che, come giustamente ha sottolineato, anche le donne che arrivano non sempre aiutano le altre donne, quindi c'è un'incapacità anche a fare lobby in maniera sana, in maniera costruttiva, in maniera anglosassone per intenderci. Quindi oltre a continuare ad educare i nostri giovani, dobbiamo cercare di capire cosa scatta ad un certo punto quando si compete in ambito di carriera, e più si sale nella piramide, diciamo, lavorativa, professionale, e più assicuro che peggio. Leone da Tre Baselle, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, soprattutto io. Allora Mirella, il rispetto per gli altri non l'abbiamo perché non ce l'insegna nessuno. Perché una volta si andava in chiesa, adesso non si va più in chiesa, e a scuola l'educazione civica non lo insegnano per risparmiare, perciò questa è la società che abbiamo. Per riguardo alla sanità, siccome che io ho quest'occhio che vedo i moscerini, sono andato dal dottore, il dottore mi ha mandato specialista a Camposantiero. Allora sono andato a Camposantiero, arrivo al CUP e era pieno. Prendo il numero, avevo
25 persone davanti a me. Allora, per quelli che non pagano, il numero è con la lettera A. Per gli altri ci sono altre lettere, adesso non mi ricordo. Allora io sono là che aspetto e poi guardo nel monitor, non c'era neanche un numero con la lettera A chiamato. E c'era una donna, un'impiegata, che non aveva nessuno davanti. Allora sono andato da lei così, un po' scherzando. Ho detto, ma lei mi chiamerà un numero con la lettera A? Perché ho 25 persone davanti a me. E allora lei ha detto, ah no, io non chiamo quelli con la lettera A. E come mai? Ho detto, perché il sistema è così, io chiamo quelli non so con quale lettera chiamare. Allora ho detto, beh, allora il sistema è sbagliato, intanto, io ho detto, poi sono andato a sedermi e così, siccome avevo tempo, ho guardato quanti erano gli sportelli aperti per quelli che non pagano, cioè i miserabili come me. Ce n'erano 2 sportelli aperti e tutti gli altri, 3 erano per gli altri e 2 per quelli che non pagano, cioè quelli che vanno al sistema sanitario. Allora a un certo punto c'era un'altra impiegata che allora ho guardato quali erano quelli che chiamavano i numeri A. Erano 2 e una che chiamava i numeri A era tranquilla che parlava con l'altra che non aveva più. Allora sono andato da lei e lei mi ha detto non ho chiamato nessun numero. Allora ho detto lo so, ma siccome lei chiama quelli con il numero A e ne ho 25 davanti a me, sono preoccupato, le ho detto. Questo è il sistema, ha detto, noi funzioniamo così, beh il sistema è sbagliato. E poi mi sono girato e ho detto sottovoce, stronza. e dopo finalmente è arrivato il mio turno, ma è arrivato perché la gente è andata via e allora finalmente chiamavano i numeri, non c'era più nessuno che andava e finalmente a mezzogiorno, 2 ore ho aspettato. Allora per questo esame oculistico, allora gli do il Veloce, mio... Leone. Sì, ho dato il mio appuntamento e mi ha detto l'oculistica non è qui. Ho detto, perché non me l'ha detto prima? Perché lei non me l'ha chiesto prima, e come facevo a chiederglielo prima? Ho detto, sapete come dovete fare? Mettete un cartello che quelli che l'oculistica vanno in reparto, così noi sappiamo, siamo qui a stare 2 ore. Comunque io sono stato lì 2 ore e per niente, però mi sono divertito a litigare con le cassiere. Grazie Leone, grazie. Ho lasciato parlare Leone perché ieri è capitato a me alle poste stessa identica cosa. Allora è il sistema che è marcio, è un sistema malato, è un sistema che va rivisto. Non può essere che un cittadino perde una giornata per fare un documento, una carta. Non è possibile. Qualcuno deve smettere di pensare tutto online, perché culturalmente non ci hanno aiutato a fare questo. I diversamente giovani non lo sanno usare, pochissimo. Volete capirlo questo, sì o no? Siamo un popolo che invecchia e non siamo neanche attrezzati, ma proprio attrezzati la banda larga. Ma quando? Ma dove? Ma si bloccano tutti i sistemi, il personale non c'è. Ragione Leone, ma dappertutto, in qualsiasi sportello che tu vada, con le code incredibili, ci stanno prendendo per i fondelli, dicendo che nel paese va tutto bene. Questa è la verità, questo è quello che sentiamo. Ma di cosa vi lamentate? Di tutto? Di tutto. Io ho un banco solidale oggi aperto, lo sapete, lo dico tutti i mercoledì. Di tutto ci lamentiamo. La politica deve fare un passo all'atto e quelli che non sono bravi dovete mandarli via. I rami secchi vanno tagliati e vanno messe persone, come sentite la mattina da Mirella, questi ospiti che propongono, che sanno, che sono competenti. Avete sentito le idee che hanno? No, perché bisogna anche dire quello che è. Allora, dottor Giacomazzi, ecco le idee che hanno, lei poi, abbiamo parlato di soldi, lei è membro del Comitato Organizzativo Sanitari per Gaza. Ecco, cosa ci dice, dottore? Questa sensibilità, questo aiuto, lo dico perché ha capito, avendo un banco solidale, capisce di cosa stiamo parlando.
ma c'è il silenzio assoluto della politica. Lo sa che non arrivano più alimentari dall'Europa, i banchi alimentari pochissimi, devo comprare il latte, l'olio, devo comprare tutto perché mandano pochissimo, dolci come se dovessimo vivere di dolci che fanno male poi e dovete anche curarci. Prego, dottor Giacomazzi, poi andiamo in pubblicità. Allora, prima di parlare di sanitari per Gaza, che è una cosa a cui tengo molto, volevo dire che già qui a casa mia abbiamo già superato questi 167 anni, perché la parità a casa mia c'è già e sono molto contento. Vorrei che mia moglie e mia figlia avesse sentito questo che ha detto la professoressa. Poi volevo dire soltanto una cosa per far capire come è assolutamente responsabilità dei genitori questo mancato rispetto per la donna. Finché vedremo in macchina dei ragazzotti che sono seduti davanti e la mamma è seduta dietro in macchina, e allora vuol dire che qua non c'è lo spirito e l'intenzione di educare. Poi ultima cosa sull'Anselmi. L'Anselmi, che lei ha citato, che è stata una persona straordinaria, usava 4 parole: usava universalistica, prevenzione, medicina territoriale. Pensi quanto avanti era questa, e adesso sto capendo che la medicina territoriale era importantissima, e questa già nel 1978 già lo diceva. Allora, Sanitari per Gaza. Sanitari per Gaza è una organizzazione italiana. Io faccio parte del direttivo della Professor dottor Giacomazzi, posso interrompere un secondo? Lei sa come funziona la trasmissione, che abbiamo una Cesarina da Ponte nelle Alpi, se no mi cade la linea. Grazie, dottor Giacomazzi. Prego, Cesarina. Allora Mirella, io ti posso dare il tu perché ti conosco da quando eri bambina. Va bene, vai Cesarina, vai. Io ho 90 anni a casa, che insegnavano ai ragazzini l'educazione, era quello che facevano i grandi, senza tanto là a predicare, è vero? Adesso non ascoltano più, puoi parlare anche in inglese, anche se non lo sai. È così o no? Tua mamma, io me la ricordo. Ma mi sa proprio che hai sbagliato, ma non importa Cesarina, ti voglio bene, soprattutto per questa novantenne che ha il coraggio di alzare il telefono, di parlare, di dire: avete capito che hanno bisogno di parlare. Cesarina, ti sbagli con qualcun altro, ma non importa, mi va benissimo e ti voglio bene. Grazie Cesarina. Allora devo chiudere perché devo andare in pubblicità, ho forato. Pubblicità. Questa è una grande conferenza a livello mondiale, World Health Forum, saranno 4 giorni e i 2 giorni centrali saranno proprio dedicati ad esplorare ed investigare al meglio, con ospiti internazionali che vengono dai più prestigiosi istituti universitari di ricerca del mondo, proprio le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicata nella medicina. 2 giorni di dibattiti per capire i vantaggi e i rischi che l'intelligenza artificiale porterà alla medicina. Questa è una grandissima opportunità e che il mondo della sanità vuole utilizzarla nel massimo rispetto dei diritti della persona e dei vantaggi reali sulla salute dei cittadini. È un momento in cui, forse è sempre stato così, la tecnologia, l'innovazione tecnologica fa anche paura rispetto oggi più che mai, rispetto alla possibilità che prenda il sopravvento sulle finalità per le quali è stata creata. Io credo che sia molto importante che, e questo sicuramente avverrà in quei giorni, si sappia spiegare in modo semplice, in modo fruibile da tutti i cittadini, oltre che dagli esperti, quali sono i concreti vantaggi. L'intelligenza artificiale è già presente nelle nostre vite. L'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti, se usati correttamente sarà di grandissimo aiuto. Come ho fatto l'esempio prima, il calcolatore per l'ingegnere non ha portato al degrado dell'ingegnere, ma ha aiutato l'ingegnere a effettuare calcoli e operazioni sempre più complesse. Il medico con l'intelligenza artificiale dovrà sempre restare al centro dell'importanza e del fuoco del problema. L'intelligenza artificiale aiuterà il medico
a risolvere problemi complessi, ad analizzare molti dati che, fatto in maniera diciamo da essere umano, richiede tantissimo tempo, giorni o settimane, e può portare facilmente all'errore. La macchina, se ben istruita, evita questo, fa le operazioni molto più velocemente e può dare un aiuto al medico. Mettere al centro il paziente, personalizzando il più possibile le cure. L'intelligenza artificiale è l'algoritmo con cui io utilizzo i dati che sono contenuti nell'intelligenza artificiale, mi possono dare delle soluzioni terapeutiche che in precedenza non potevano essere date, oppure che potevano essere date a tutti nella stessa identica maniera. Quindi l'intelligenza artificiale accompagna quello che è l'altro processo, quello della medicina di precisione, ad ogni paziente la diagnosi giusta al momento giusto con il giusto trattamento. Allora, dottor Giacomazzi, intanto terminiamo quello che stava dicendo questo membro comitato organizzativo sanitari per Gaza, che così capiamo bene, e poi commentiamo anche il servizio che abbiamo appena sentito e visto. Prego, dottor Giacomazzi. Allora, dicevo che c'è nata spontaneamente e velocissimamente, ha aumentato gli adepti, questa associazione di sanitari per Gaza, che è a livello italiano, nel Veneto siamo 150. E che cosa fa questo sanitario per Gaza? Intanto, vabbè, ci si indigna, nel senso che cosa vuol? Chi è che guarda queste cose che stanno succedendo a Gaza si indigna, no? Però noi sanitari siamo molto più coinvolti, perché mentre chi si indigna ma nulla può fare, ma se la mette via, noi invece sappiamo che queste cose potrebbero non succedere, non può succedere che un padre ortopedico taglia un piede senza anestesia al proprio figlio, arriva a casa e il bombardamento ammazza lui, il figlio col piede tagliato e altri 8 ragazzini. Queste cose qua noi sanitari facciamo fatica, noi sanitari medici, scusate, siamo un po' topi grassi, è difficile stanarci, ma su sta cosa qua ci siamo mobilitati. Allora che cosa facciamo? Intanto facciamo informazione, no? Abbiamo avuto a Padova davanti al municipio un banchetto che raccoglieva firme, che abbiamo mandato al presidente della regione e all'assessore Lazzarin, e l'assessore Lazzarin ha incaricato un funzionario della regione ad accelerare assolutamente il progetto di far arrivare feriti da Gaza negli ospedali veneti. Noi ospedali veneti, per carità, abbiamo ancora un residuo di eccellenza straordinario, anche se ci piacerebbe che fosse come una volta, o ci piacerebbe che fosse sempre di più, ma insomma, voglio dire, il livello è sicuramente superiore a quello che c'è in molte regioni italiane, ma soprattutto è possibile accogliere persone ferite che non hanno possibilità di cura. Per esempio adesso stiamo cercando di organizzare il trasferimento di un ferito che è riuscito ad attraversare pagando 5.000 euro la frontiera ed è bloccato in un ospedale al Cairo con una cura iniziale. C'è un progetto ministeriale che è stato subito adottato dalla Regione Veneto e che ce l'ha passato. Noi l'abbiamo stimolata questa cosa, è vero, però insomma i soldi ci sono, che fa riferimento per esempio a quello che è successo l'anno scorso, cioè nel senso che 500.000 euro sono stati stanziati per i profughi e per i feriti ucraini, quindi non c'era motivo per non attivarlo anche per loro. Siamo in marzo, si poteva già attivarlo dal 1° di giugno, l'abbiamo scoperto noi e sta funzionando e siamo avanti nel poterlo realizzare. Gli ospedali sono tutti disponibili perché la disponibilità dei sanitari è... C'era stata una pastoia un po', diciamo così, un rallentamento burocratico istituzionale che però si è risolto grazie alla collaborazione di molte persone che sono state molto sensibilizzate da questa cosa. E il servizio che abbiamo visto, intelligenza artificiale? Cioè questa medicina di precisione è straordinaria, cioè la medicina di precisione però è stato accennato, no? Questa medicina che si serve dell'intelligenza artificiale
non deve far dimenticare mai che tu devi visitare il paziente, devi ricorrere a tutte le possibilità che hai e che una volta erano molto più sfruttate, adesso per paura di sbagliare, per paura di essere denunciato, invece rinunci e fai fare 50.000 esami non necessari che intasano le liste d'attesa. No, tu non devi rinunciare al fatto di avere il rapporto personale col paziente, che lo puoi toccare, che lo puoi guardare, che gli puoi dire delle cose. Poi tutti questi dati, sì, devi metterli in un calderone che poi ti tira fuori la diagnosi, ma tu devi sapere ricavare dall'uomo, dalle sue dichiarazioni, dai suoi occhi, dal colore della sua pelle, dalle cose che ti ha detto, tutte le notizie che solo tu persona puoi ricavare. La ringrazio, dottor Giacomazzi, per quello che sta dicendo, perché lo diciamo sempre, dietro questi grandi macchi, questi strumenti meravigliosi c'è sempre la figura dell'uomo, non c'è niente da fare, della persona, della donna. Ecco, dottoressa, no, abbiamo Luciano da Desenzano. Vai Luciano, veloce. Mirella, buongiorno agli ospiti. Sì, veloce, ma devo raccontarti niente. La prima cosa parto con una battuta: speriamo che l'intelligenza artificiale sia più intelligente dei nostri cervelli e molto più buona, tra parentesi. Niente, io Mirella, l'altra, ho sentito qualche giorno fa che in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia arrivano 930.000 persone, poveri cristi dal sud, a curarsi. Niente, io sono 15 anni circa che faccio infiltrazioni al ginocchio destro, 7-8 anni fa, al ginocchio sinistro, non ho mai pagato niente finché 3-4 anni fa mi facevano pagare 11 euro di ticket, giusto? Quest'anno faccio la visita a gennaio, mi ci volevano 50 euro ogni puntura. 5 per 6, 30, per 100 euro. Per fortuna il mio medico mi dice: guardi che la mia paziente è andata in una clinica di Brescia, una grande clinica privata, a gratis. Ne ho fatte 5, Mirella. Ho dovuto fare 70 chilometri per fare, e siamo in Lombardia. Questa clinica non è che se la fa gratis, prende i soldi dalla regione, prende i soldi. Un'altra piccola cosa. Io sono completamente contro la guerra, farei di tutto perché che non succedesse più niente, ma purtroppo anche il signore lì, durante la guerra mondiale a Milano sono state bombardati 140 bambini morti, in un'altra scuola lì vicino a Milano 40, poi di 300.000 a Dresda. Voglio dire, a Gaza purtroppo tutti i giorni leggevi: manca il cibo, manca l'acqua, ma hanno avuto i soldi da comprare le bombe, da fare tutti quei massacri lì. Grazie Luciano, devo correre perché devo far vedere anche un servizio alla professoressa Berardi, che ci tengo tantissimo, proprio di un medico che era presente, un chirurgo, arte e benessere. Senta che bel nome, che bel titolo abbiamo dato a questo convegno. Andiamo a sentire il dottor Calia di Pinto cosa ha organizzato a Sant'Artemio di Treviso l'8 marzo. Nella vita esistono dei momenti in cui noi ci sentiamo invincibili, nulla e nessuno può sconfiggerci, noi possiamo superare qualsiasi ostacolo perché pensiamo di essere in grado di fare tutto questo e di farlo per sempre. Eppure la vita ci riserva delle sorprese e alcune di queste certezze a un certo punto crollano. E allora sappiamo che noi siamo ormai nel terzo millennio, abbiamo a disposizione tantissimi mezzi, tantissime armi, abbiamo tecnologia, abbiamo innovazione, abbiamo la medicina, abbiamo la scienza, ma la prima domanda che ci poniamo noi adesso è proprio questa: può la medicina veramente aiutarci e farci stare meglio? Ecco,
Con questo diciamo così, incontro di oggi volevo introdurre proprio questo tema, cioè come arte e benessere possono vivere insieme. E quindi la prima domanda che noi ci facciamo è proprio questa: l'arte fa bene alla salute? Sì. Abbiamo stabilito che l'arte fa bene alla salute non solo di chi fruisce l'arte, ma anche di chi la esercita. E quindi in questo senso anche noi, anche la nostra associazione, e vedo anche altre associazioni artistiche, fruiamo sicuramente del fatto di poter fare arte. Andiamo avanti. Però cosa vuol dire l'arte fa bene alla salute? Che cos'è la salute? Perché lo dicevano anche prima, diceva prima anche il dottor Casteller, c'è un po' un concetto vago di salute. Allora ci aiuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che la salute è quello stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non solo assenza di malattia, perché in realtà per noi salute significa non essere malati. Allora, professoressa Berardi, cosa dice di questo collega chirurgo che ha cercato di dare anche un messaggio di serenità? Che bello questo titolo, Arte e Benessere, se l'ha inventato lui, è anche un artista, a lui piace dipingere, però vuole cercare di coniugare. Ecco, grazie anche all'arte forse la persona può star meglio, anche all'interno degli ospedali, vediamo, si organizzano tante cose, una volta era impensabile, mostre, convegni, tutto per cercare che questo paziente stia meglio. L'ascolto, prego professoressa. Credo che questo chirurgo sia un chirurgo illuminato, perché ha una visione di una presa in carico delle persone olistica, cioè che tenga conto non soltanto dei bisogni di salute ma anche degli altri bisogni. Io sposo appieno questa visione. Nel mio reparto, che forse avrò occasione di farvi vedere, che è tutto colorato, e questo che vedete dietro è solo una piccola parte dei colori che ci sono nelle stanze dei pazienti, in realtà c'è un progetto di cromoterapia. Abbiamo avuto proprio l'opportunità di creare una galleria d'arte permanente grazie a donazioni generose di quadri, di opere d'arte da parte dell'Accademia di Brera, che ha voluto donare alla clinica oncologica le opere degli studenti, dei docenti. Credo che questo aiuti tanto ai pazienti, non lo dico per convincimento solo personale, ma per i tanti riscontri che i pazienti ci hanno dato, anche perché molto spesso i pazienti sono ricoverati nei reparti anche per lunghi periodi e ci vengono a dire che si sentono a casa, che è la loro seconda casa, in alcuni casi addirittura la prima, e allora deve essere accogliente con la stessa cura che noi mettiamo nella nostra casa, e questo può aiutare indubbiamente il percorso di cura, perché poi noi non curiamo proprio le malattie ma curiamo le persone. Allora guardiamo anche la seconda parte del dottor Calia Dipinto e lo commenteremo col dottor Angelo Giacomazzi. Sappiamo benissimo che la salute fisica e la salute mentale assolutamente si influenzano ed è fondamentale la loro relazione, anche perché noi dobbiamo sapere, come è scritto là, che spesso i determinanti della salute, cioè ciò che rendono salute, non sono in realtà problemi di salute, problemi sanitari, ma sono invece problemi extrasanitari. Ma cosa stai dicendo? Faccio degli esempi. La guerra? La povertà? Il disagio? Il vivere nel terzo mondo o in situazioni di disagio? Questi fanno parte di un disagio, fanno parte di una mancata salute. Andiamo pure avanti. Allora, quindi l'altra domanda fondamentale è quindi, in virtù di questo, l'arte può guarire? Bene, allora l'avevano già accennato prima, non c'è la scienza non riesce a dare una vera risposta. Però io vi faccio una provocazione. Ci sono stati degli studiosi della Drexel University di Filadelfia, andiamo pure avanti, che ci hanno dimostrato che dando un foglio di carta e una penna o una matita e chiedendo ad alcune persone di disegnare, attraverso una risonanza magnetica funzionale hanno visto che con il semplice scarabocchio, quello che noi facciamo quando magari siamo al telefono o quando siamo sopra pensiero, stiamo facendo altro, noi riusciamo ad attivare delle aree cerebrali che sono deputate al circuito del piacere. Allora, se noi solamente con uno scarabocchio riusciamo a
a attivare queste aree del piacere, quindi ad avere piacere. Pensate che cosa può succedere se noi riusciamo ad elaborare un'opera d'arte o comunque un progetto artistico. Mazzi, come commenta questo collega che ce la sta mettendo tutta anche per dare una visione diversa, un qualcosa di diverso che è l'arte e benessere? Vediamo, eccolo qua. Prego, dottor Giacomazzi. Io sono un chirurgo oncologo, per cui queste cose veramente le ho vissute e le ho conosciute, e allora volevo aggiungere a questa cosa illuminante che ha detto il collega, che appunto l'arte scatena gioia, scatena piacere, no? Ma queste cose non sono fine a se stesse, non è un godimento così, scatena poi la secrezione di alcune sostanze, delle endorfine, delle cose che ormai conosciamo perché sono scritte dappertutto, che potenziano il nostro apparato immunitario, e noi ci difendiamo dai tumori e ci difendiamo dalle conseguenze della terapia, e riduciamo la terapia oncologica grazie a delle pratiche che stimolano il sistema immunitario. Quindi tutto quello che stimola il sistema immunitario, ed è soprattutto il benessere, la gioia, il movimento è sicuramente terapeutico, e quindi è una cosa importante. Poi ormai, come dice la collega, in tutte le oncologie questa cosa è ormai acclarata come cosa importantissima. Nella nostra oncologia a Campo San Piero ci sono dei corsi di acquarello, ci sono dei corsi di trucco, c'è un pianoforte perché qualcuno arriva, suona e gli altri se la godono, no? E poi soprattutto si privilegiano alcune cose che prima invece non venivano privilegiate. Insomma, io ti curo del cancro, ti guarisco, per favore, non mi parlare di capelli, i capelli ti ricrescono. Non è vero niente, i capelli per una donna sono una cosa importantissima, sono il giustificare ai figli che hai una malattia, hai a che fare con persone che ti chiedono perché, per come, oppure ti guardano, no? Allora che cosa è stato fatto? È stato fatto che, per esempio, da noi sono state fatte delle raccolte fondi e abbiamo comprato due macchine con 2 caschi ciascuno per non perdere i capelli durante la chemioterapia. Questa è stata una cosa straordinaria, nel senso che affrontare la malattia e subendone le conseguenze quando fai chemioterapia, soltanto quei giorni in cui fai la chemioterapia e stai così, è importante, mentre invece negli altri giorni tu ti pettini, ti guardi allo specchio e non hai a che fare con il ricordo della tua lotta che stai facendo, e non devi giustificare questa tua morfologia, questa tua situazione estetica a tutto il mondo. Quindi anche questo privilegio che si dà, queste opportunità che si danno sono importantissime per la cura, nel senso che scatenano queste sostanze che ti difendono. Allora andiamo a vedere l'ultimo intervento del dottor Calia Di Pinto, Francesco Calia Di Pinto, e poi salutiamo gli ospiti. Cioè cercare di stimolare attraverso le nostre condivisioni proprio questo, cioè il pensiero critico, e stimolare il cervello e chissà promuovere anche la nostra salute mentale. Andiamo avanti, e questo vale per tutti ovviamente. Attraverso l'espressione estetica noi possiamo far risaltare l'espressione personale e l'identità, cioè l'arte offre agli individui la possibilità di esprimersi in modi che non sono convenzionali e non solamente con il linguaggio. Questa cosa poi lo vedremo più avanti. Andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo. E la cosa fondamentale è che fare arte e farlo insieme aiuta a dare quel senso di comunità e quel senso di appartenenza che sicuramente sono degli elementi fondamentali per il benessere, specialmente quello sociale. Avanti. Ma arriviamo un po' anche al tema della nostra incontro. Quali sono le implicazioni mediche? Beh, sicuramente prima ne hanno già accennato, la salute mentale. Noi sappiamo che ci sono moltissime patologie o moltissime alterazioni della salute mentale, tra cui ne abbiamo accennato prima, la depressione, delle espressioni maniacali, l'autismo nei bambini, la demenza. Allora, io vi faccio solamente questo piccolo esempio. Voi dovete sapere che nel mondo il 5% della popolazione mondiale soffre di depressione, e la depressione significa portare questi individui ad aumentare la loro possibilità di malattia, il rischio di suicidio,
E questo significa anche aumentare la spesa sanitaria, cioè il costo dei farmaci e il costo dell'assistenza. Allora vi faccio un piccolo conto: noi nel mondo siamo a 8 miliardi, 5% di 8 miliardi vuol dire che 400 milioni di persone soffrono di depressione. Questo significa un costo sociale, un costo sanitario. E voi mi dite che non possiamo utilizzare uno strumento che possa aiutare la medicina e i costi sociali e mondiali che tutto questo provoca? Secondo me sì. Allora, professoressa Berardi, perché ho chiuso col dottor Francesco Calia di Pinto? Per far capire l'importanza anche di sapere, di conoscere. Vi posso assicurare che sono state 3 ore di assoluto silenzio e di attenzione da parte del pubblico. Questa sala gremita che per la prima volta ha sentito numeri, si è parlato di benessere, di arte, di malattie, ma soprattutto di persone, di aiutare le persone quando stanno male. Prego, professoressa. Non posso che condividere tutto questo e devo dire che rispecchia anche quello che cerchiamo di fare in campo nazionale. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che racchiude i 3.000 soci che lavorano in ambito oncologico nazionale, ha inserito addirittura nel convegno nazionale una sessione specifica su arte e oncologia, quindi a testimonianza di quanto sia vero quello che lei sta dicendo e quello che il collega sta facendo è indubbiamente meritevole. Grazie, grazie. Salutiamo la professoressa Rossana Berardi, direttrice clinica oncologica all'Università Politecnica delle Marche, di essere stato con noi. Grazie professoressa. Grazie, ci rivedremo quei bei colori allora che ci farà vedere di questo ospedale, grazie di questa clinica oncologica. Dottor Giacomazzi, come ci saluta e come commenta questo servizio che ha voluto fare il dottor Francesco Calia di Pinto, questo chirurgo che ha detto iniziamo anche a uscire a spiegare bene cosa facciamo tutti assieme? Sì, è straordinario, cioè queste cose che si sanno ma che non vengono dette sono straordinarie. Volevo dire che nelle Marche c'è una sanità eccellente e c'è un'oncologia e una senologia straordinaria. Adesso so anche che da chi è impersonata questa oncologia, sono stato molto contento di aver conosciuto. Se vuole le mando i riferimenti della professoressa, così vi parlate, visto che vi siete conosciuti, così vi scambiate anche qualche informazione preziosa. Cosa dice dottor Giacomazzi? Gliele giro? Che così vi parlate. Grazie, arrivederci. Quando vorrà io parlerò un po' più diffusamente dei progressi sanitari per Gaza e dei bambini che riusciamo a portare, perché non è tanto quello, è che i bambini arrivano in ospedale ma arrivano con delle mamme musulmane che dobbiamo ospitare e quindi c'è un grande sforzo organizzativo che non è dato sicuramente dalle istituzioni, ma dobbiamo fare noi con alcune onlus. Dalla rete del volontariato e dell'associazionismo che sta mettendo le pezze dove la politica non riesce a metterle, anche come ha detto lei, in queste situazioni. Sicuramente sì. Grazie al dottor Angelo Giacomazzi, membro Comitato Organizzativo Sanitari per Gaza Veneto, così questa mattina, ma anche come medico che veramente sta impiegando veramente anche il suo tempo per cercare di aiutare non solo il nostro territorio ma anche oltre i confini. Grazie, grazie anche a tutta la sua squadra. Grazie, pubblicità. L'export del Friuli Venezia Giulia cala di 3 miliardi nel 2023, è sensibile la diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, meno 13,7%, lo rende noto il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo che ha rielaborato i dati Istat. Il calo rilevato fa seguito a un biennio in crescita dopo la pandemia, l'export regionale è cresciuto da 14,3 miliardi di euro del 2020 a oltre 22 miliardi nel 2022. Nel 2023 si riscontra anche una significativa diminuzione delle importazioni regionali, meno 8,5%, a differenza del Friuli Venezia Giulia rimangono positivi i dati delle regioni del nord-est. A livello territoriale Trieste e Gorizia presentano i passivi più pesanti, rispettivamente meno 21,8 e meno 38%, dovuti essenzialmente all'andamento delle vendite di navi e imbarcazioni che fa segnare complessivamente un meno 43,7%. La provincia di Udine e Pordenone presentano flessioni più contenute, meno 5%. Oltre alla cantieristica navale sono calate anche le esportazioni di metallo e di quelle dei mobili. Tra i settori della regione che invece registrano dati positivi ci sono macchinari e apparecchiature,
verdure più 10,3% rispetto al 2022 e i prodotti alimentari e le bevande più 8%. Infine, per quanto concerne le destinazioni dell'export delle imprese regionali, si evidenzia un calo del 12% verso la Germania, del 25% verso gli Stati Uniti e quasi del 39% verso la Svizzera, contrazione delle esportazioni anche in Qatar, Polonia, Austria e Francia. Perché sono partita con questo servizio Crolla l'Expo del Friuli Venezia Giulia? Perché abbiamo ospite il dottor Luca Fraccaro, cotitolare di questa azienda dolciaria molto importante, conosciutissima, per capire com'è la situazione. Si sta aprendo la Pasqua, fra poco arriverà questa Pasqua dove ci sarà questa famosa colomba, l'uovo di Pasqua. Però io quello che sento e che vedo, dottor Fraccaro, è che ci sono pochi soldi che girano, specialmente noi abbiamo una povertà che aumenta, non a caso sono aumentati anche i banchi alimentari, vuol dire che la povertà cresce e soprattutto le materie prime. Le materie prime, mangia bene, mangia sano, si dammi i soldi che allora forse riesco a mangiare sano. Saluto anche l'avvocato Anna Maria Bigon, collegata con noi, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno avvocato, avvocata e grazie. Allora, partirei proprio dal dottor Fraccaro. Allora, questo servizio cosa le fa pensare? Perché veramente non è così rosea la situazione. Sì, la situazione è abbastanza complessa, nel senso che ci sono dei trend diversi. Come è stato detto dall'articolo, ci sono dei settori che sicuramente risentono molto di più della situazione particolarmente gravosa e degli altri settori come il mondo alimentare, che riguarda anche personalmente la mia azienda, che magari fortunatamente navigano un po' in acque migliori. La situazione comunque rimane complessa perché, come ha accennato lei, c'è una parte importante di speculazione nelle materie prime a cui noi non possiamo far fronte, cioè non è che noi decidiamo di, che ne so, che lo zucchero, che il cioccolato, che adesso è triplicato se non di più, dire no, ma io non te lo pago così, te lo pago al prezzo vecchio, ti dico beh, ma io non te lo consegno, non è che hai tante armi per difenderti, per cui l'unica cosa è che comunque devi continuare ad acquistarlo e devi cercare di portare avanti il discorso dell'aumento dei prezzi, che questo è comunque, soprattutto in questo momento, particolarmente impegnativo e particolare dal punto di vista finanziario per tutti quanti, perché i tassi bancari sono cresciuti, i mutui sono cresciuti, c'è tutta una serie di costi che sono cresciuti, che ovviamente la gente si trova in difficoltà. Però d'altronde anche dal punto di vista dell'imprenditore non può fare altro che o ribalta i costi oppure ci rimette, questo sostanzialmente. Quindi è una situazione che effettivamente va monitorata, ma è abbastanza complessa. Purtroppo, come dicevo prima, gran parte deriva, secondo me, non neanche dalla situazione, come dire, delle guerre che stiamo vivendo, ma una situazione che ormai si protrae da qualche anno speculativa. Quindi c'è una molto puntata sulle commodities alimentari in questo senso, quindi una volta tocca il caffè, una volta il cioccolato, una volta lo zucchero, tutte commodities che vengono prese di mira per speculazione e così ne dobbiamo risentire tutti. Allora, avvocata Bigon, a lei invece come consigliere regionale Partito Democratica vorrei fare anche un'altra domanda. È vero che abbiamo parlato di questa speculazione anche a livello alimentare, ma io avevo anche proprio poco tempo fa un chirurgo, un'eccellenza, che ha detto io non riesco a capire il filo che io adopero costava 100, adesso costa 600. Cioè, se qualcuno me lo vuole spiegare, perché è lo stesso filo. Allora mi pongo questa domanda. Ma è possibile abbattere la speculazione? Eppure la speculazione ha nomi e cognomi, si sa benissimo chi sono i speculatori, ma anzi forse qualcuno li aiuta a diventare sempre più ricchi, proprio con la speculazione a danno delle fragilità. Però chi è che paga la speculazione? I più fragili, quelli che veramente sono con le spalle al muro, che non riescono a combatterla. E cosa possono fare? Non mangiare, non curarsi, non vestirsi? Lasciare la casa alle banche, perché portano via non solo la casa ma anche tutti i soldi che hanno pagato di mutuo, perché fino all'ultima rata ti portano via tutto. Ecco, anche qua l'opposizione cosa potrebbe fare?
Ma guardi, noi facciamo presente ovviamente come nostro dovere la situazione soprattutto delle persone più fragili, come diceva lei direttrice, effettivamente noi abbiamo anche in Veneto un 10% di famiglie e di persone che non ce la fanno e quando sono cose che magari risultano essere pur importanti ma secondarie è un problema grave, ma la cosa peggiore è che spesso non si pagano nemmeno le medicine e le cure, perché il 6,7% in Veneto risulta che rinunci alle cure addirittura, con dei costi anche maggiori dopo per quanto riguarda ovviamente la sanità, per cui bisognerebbe prevenire e aiutarli. Allo studio, ad esempio, ci sono ragazzi che rinunciano a studiare perché le borse di studio, pur avendone diritto, non arrivano perché non sono finanziate tutte, per cui abbiamo una serie di questioni su cui noi dobbiamo intervenire che sono veramente delle cose negative a favore sempre di quelli, perché poi le persone più fragili sono quelli che ci rimettono. Pensiamo ad esempio anche all'IRPEF, no? Noi abbiamo fatto una battaglia, lei parlava di opposizione, cosa potremmo fare? Allora, siccome che i soldi comunque sono quelli in disponibilità, alcune regioni hanno applicato l'IRPEF. L'IRPEF, la tassazione, se è equa, garantisce quantomeno la persona più fragile, perché se noi andiamo a colpire i redditi, ad esempio, oltre i 50-70 mila euro all'anno, che vuol dire un bel reddito, per cui insomma magari chiedere 10-15 euro a persone che prendono comunque tanto, io credo che sia un sacrificio minimo e andrebbe ad aiutare le persone che magari quei redditi proprio li sognano, nel senso che hanno redditi di 6, 7, 8 mila euro all'anno. Allora dico, questa potrebbe essere un'iniziativa che secondo noi poteva essere accolta, oppure la tassazione abbiamo visto che questa maggioranza non le vuole fare, abbiamo detto beh, segniamo le priorità, diamo comunque una mano a quelli che hanno un reddito basso, cercando di rendere gratuito ad esempio il servizio di asilo nido, che possano lavorare le mamme, ad esempio magari alcuni servizi che siano completamente gratuiti, il congedo parentale che comunque è stato istituito a livello nazionale, ma queste sono battaglie che si fanno anche all'interno del Consiglio regionale, dopo per competenza si deve provvedere ovviamente. Queste sono le cose che noi abbiamo chiesto. Dopo il Covid purtroppo la speculazione è aumentata. E da una parte vedevo l'export, no? Noi facciamo una diminuzione dell'export perché è riferito all'anno precedente, quando l'anno precedente era un post-Covid e c'è stato un aumento incredibile. Adesso si stabilizzerà. Il problema è che non si sono stabilizzati i prezzi, che sono aumentati tantissimo, mentre la capacità dello stipendio reddituale è diminuita di circa il 30%. Uno stipendio di 1.400 euro fino a 2-3 anni fa aveva un potere d'acquisto molto superiore rispetto a quello attuale. Inoltre sono aumentati i prezzi, allora come si fa? Come si fa? Diventano poveri tutte le famiglie che avevano uno stipendio, non dico dignitoso, ma quantomeno accettabile. Purtroppo. Abbiamo Luciano da Mantova in linea. Ciao Luciano, salutiamo anche Mantova questa mattina, prego. Buongiorno. Buongiorno. No, io volevo dire la mia. Adesso l'Europa ci sta imponendo, no, la ristrutturazione delle case, le caldaie, le macchine a norma, no? Giusto? Sì. Al riguardo, ma la gente, la povera gente come il sottoscritto, come fa a far fronte a queste spese così? Adesso per esempio non lo so, mi chiedo, come si fa a far fronte a tutte queste cose? Chi mi dà i soldi? Io parlo per me, in generale. Quel momento che stiamo passando, 2 anni, c'è stata la crisi, c'è stato il Covid, ma cose dall'altro, insomma, adesso la guerra che ha influito sui prezzi a dismisura, l'inflazione aumentata a colpo d'occhio. E noi dobbiamo fare, va bene i cambiamenti, va bene, perché non hanno fatto gradualmente già 20 anni fa o 30 anni fa? Perché questa situazione io la percepivo già. Queste cose, questi cambiamenti che si verificavano, giusto? Giusto, grazie Luciano, vediamo come risponde anche il dottor Fraccaro, che tocca con mano tutto quello che abbiamo detto tutti i giorni quando apre l'azienda, ma soprattutto dottor Fraccaro la mia domanda è anche questa: è vero che chi riesce a investire però ce la fa? Ecco, bisogna sapere investire nell'azienda, essere competenti nell'investimento. E questa competenza, e mi permetta, lo dico io questo, dottor Fraccaro,
non è sempre stata supportata da chi doveva farlo. Parlo anche delle associazioni di categoria, tanto è vero che qualcuno ha telefonato, io li ho anche ospiti oltretutto, diceva hanno puntato più, sono diventati dei commercialisti, ecco, mentre dovevano aiutare questo artigiano, perché parliamo di quello, sì, che cercava di lavorare e non di stare in ufficio, perché se stava in ufficio non lavorava. Ecco, questi investimenti che dovevano essere stati supportati da chi di dovere, io lavoro, tu aiutami a crescere. Adesso si dà la colpa sempre all'imprenditore, al piccolo imprenditore che non ha investito, che non ha saputo investire, mentre sappiamo benissimo che c'era veramente un qualcuno che aveva già preventivato questo, nel senso che l'avvoltoio era dietro l'angolo, che stava aspettando questo. Tanto è vero che è successo quel che è successo con le banche, è successo con i fondi di investimento, quegli imprenditori che, ricordiamo i suicidi, io voglio ricordarli, dottor Fraccaro, perché è facile dimenticare nel nostro paese la storia che avrebbe dovuto insegnare. Questi suicidi non sono venuti a caso, erano dei capitani di industria che avevano questa azienda come una famiglia, avevano cercato di ricevere aiuto forse nella maniera sbagliata, ma la politica che non ha tutelato e li abbiamo perso i piccoli industriali, abbiamo perso capitani di industria, ma soprattutto gli artigiani abbiamo perso, dottor Fraccaro. Sono poche le eccellenze che sono rimaste nel territorio e non per colpa dell'operaio che non aveva voglia di lavorare, proprio per colpa di qualcun altro che non vedeva l'ora di mangiare queste aziende, hanno portato via tutta la polpa e hanno lasciato le ossa. Cosa dice, dottor Fraccaro? Secondo me è una situazione un po' più complessa, perché in questi ultimi diciamo 15-20 anni il mercato è fortemente cambiato e lo vedo anche nella mia persona, perché come giustamente ha detto noi eravamo abituati, siamo nati in primis a lavorare con le mani in pasta, come si suol dire, no? Quindi si andava giù a seguire le varie fasi, il lavoro proprio materiale, per poi pian piano passare sempre di più ore in ufficio, cosa che ovviamente adesso io dedico totalmente a quella che è la parte d'ufficio. Questo perché ovviamente sono cambiate completamente quelle che sono le necessità e le richieste da parte del cliente, ma lo stesso dell'azienda. Pensiamo a tutto quello che, per esempio, un'azienda alimentare, che sia grande o che sia piccola, ricordiamoci, perché le regole valgono per tutti, dall'HACCP, CCP, quindi alle varie certificazioni, se no altrimenti non riesci a vendere, perché il cliente è sempre più complicato, perché ti richiede sempre più informazioni che tu non puoi, cioè devi andare a pescarle, devi andare a tirarle fuori, devi anche dedicare. Noi abbiamo, per esempio, prima non avevamo nessuno in ufficio qualità, adesso abbiamo un ufficio qualità con 2 persone fisse, dedicate, per cui capisce che nel nostro mondo, ma come nel mio, pensiamo al mondo dell'edilizia, a tutti i vari settori, è diventato sempre molto più complicato lavorare, quindi questo ha portato via molte energie sicuramente. Certo che questo è stato motivo di tante discussioni e tanti confronti che con i miei colleghi e amici, voglio dire, imprenditori, a cui si diceva: ma bello è ancora, cioè il piccolo è ancora bello oppure no? Cioè, perché poi si diceva no, sempre il discorso di essere piccoli, essere elastici ti porta magari molta marginalità e lavori anche in una determinata maniera senza magari grossi investimenti. In effetti non è tanto poi così, perché effettivamente anche l'artigiano comunque deve essere un artigiano moderno preparato a supportare delle richieste del mercato che sono sempre più complesse. Sicuramente poi quello che è successo è che, ahimè, il fatto dei suicidi è una grande perdita, soprattutto per noi, ma per tutti quanti, perché quando uno arriva a togliersi la vita per motivi legati al lavoro, e posso capire anche come si può sentire una persona, perché ovviamente è preso dalle preoccupazioni, dal mutuo che non riesce più a pagare, dai debiti che non riesce più ad affrontare e dall'umiliazione nei confronti della famiglia, delle terze persone, è una cosa che effettivamente cade in depressione, e purtroppo magari la depressione diventa così
disperata che ti porta a conseguenze veramente anche perché disastrose. trovi tutte le porte chiuse, questa è la verità, sì, dottor Fraccaro, è là il grande problema, le porte si chiudono, non c'è una porta che si apre che dice aspetta un momento che vediamo come fare, questo è il problema. Abbiamo Stefano da Padova, poi continuiamo. Ciao Stefano. Ciao Mirella, allora dico una cosa che mi fa veramente rabbia, che ho sentito lì del discorso, e che parlano dei soldi tutto quanto, di imprenditori che non prendono ragazzi. Sì, no, li prendono, ma li prendono 4 mesi per 4 mesi, fanno sempre contratti, come mi è capitato a me. Questo mi fa veramente rabbia. E dopo un'altra cosa volevo chiedere, perché i politici, tutti quei politici che ci aumentano i soldi, che hanno i soldi, tirano 200-300 mila euro, non si dividono loro per metterli nel nostro, dare ai poveri. E quelli che dico un'altra cosa, e quelli che adesso mi viene pieno in mente, che hanno il tempo dell'euro, che hanno messo gli euro, da 1000 lire hanno messo 1 euro, da 50.000 lire hanno messo 100 euro. Questo va bene fatto così? Aumentare sempre le cose. Io ho due gemelli che viviamo la giornata, perché i comuni non ci aiutano, e tutto quanto questo che c'è la Caritas che ci dà una mano, però fin dei conti non ha più di tanto. Le bollette facciamo fatica a pagarle, il gas facciamo fatica a pagarlo, e questo è tutto quanto che non riusciamo. Come ha detto il signore prima, c'è tante fabbriche hanno chiuso qua, tanti poveretti hanno chiuso, e vai al supermercato, non riesci neanche a fare la spesa neanche con 20 euro, perché non prendevi niente. Una volta con 20.000 lire prendevi qualcosa. Grazie Stefano, molto chiaro. Sentiamo come risponde l'avvocata Bigon. Prego avvocata. Allora, per quanto riguarda i suicidi, e io sto seguendo anche il discorso qua del carcere di Montorio, ad esempio, noi abbiamo tantissimi suicidi anche nei carceri, e credo che, non voglio ovviamente discostarmi dalla problematica di cui prima si è parlato, però abbiamo una serie di mancate prese in carico e dei segnali che non sono stati accolti, che purtroppo portano a questo. Io credo anche che i debiti, credo anche che la mancata liquidità, la mancata capacità economica porti veramente a delle depressioni, anche degli atti estremi, e li abbiamo visti, sono stati detti. Da un certo punto di vista abbiamo il post-Covid, ha inciso parecchio, a volte si dà la responsabilità a questo per tutto, ci mancherebbe altro, non è così, perché i problemi c'erano anche prima, però sono stati accentuati, e l'incapacità di portare avanti determinate situazioni e il senso di solitudine porta purtroppo a dei gesti estremi. Noi abbiamo in Veneto, e qua mi collego perché se parliamo di suicidi parliamo anche di depressione, perché poi alla fine insomma è questione di salute mentale. E noi abbiamo in Veneto una spesa che è la metà della media nazionale, nel senso che servirebbe quantomeno, per avere disservizi abbastanza frequenti, di qualità, di presa in carico, il 5% di quello che è il fondo sanitario. In realtà abbiamo il 2,6% in Veneto come spesa, e questo credo che sia un problema enorme. L'altro problema è quello che diceva il signore che ha chiamato: noi paghiamo i ragazzi veramente poco, nel senso che anche lì ci sono dei problemi da prendere in carico. Sono i ragazzi che prenderanno in mano la società fra qualche anno, e si trovano a dover lavorare a termine occasionalmente con stipendi bassissimi, con quella prospettiva che manca di capacità di avere un futuro, e quel malessere, quella preoccupazione di non essere in grado di darlo, di crearsi una famiglia, di darlo ai propri familiari e soprattutto anche a se stessi. Uno che prende 800 euro, 700 euro, che magari è laureato, che magari si rende anche disponibile, insomma dobbiamo veramente riprendere in mano tutto, altrimenti se ne vanno via, e il problema è che poi non tornano, e quelli che vanno via magari non si suicidano, ma quelli che rimangono a volte non riescono ad accettare quello che stiamo dando. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Volevo fare una domanda alla signora Bigon, no? Cioè, sull'Europa
un po' se va a votare, no? Ma proprio in un senso, come dire, generico e senza collegare a nessun partito o politica o idea politica in generale. Cioè l'Europa per me è una possibilità importante, tanto è vero che tra i vari motivi che sarebbe favorevole che se facesse uno Stato europeo è perché sarebbe anche una maniera di uscire dall'Italia, cioè di non dipendere più da sta capitale Roma, che adesso basta vedere le elezioni regionali che casini che sta venendo fuori in entrambi schieramenti su trovare gli accordi Campo Largo, cioè tutte robe incredibili, no? Che non va a toccare la sostanza. L'Europa è importante sia quando che si dimostra importante, per esempio il PNRR, no? Che pur essendo un una tantum che si dovrà restituire in parte, però dà soldi che se spesi bene rende molto alla società e allo Stato, no? E si vede che è importante anche quando che purtroppo non è, per esempio, dei gaseri industriali, no? Tutte queste guerre, queste crisi internazionali mettono in evidenza che l'Europa purtroppo non ha nessuna capacità politica o di forza effettiva di piegare o forgiare la realtà internazionale a suo favore. E le nostre industrie sono in crisi grave appunto perché ci sono guerre, aumenti delle materie prime e via parlando, no? Quindi l'Europa è favorevole, è una cosa giusta, però esce anche, e arriva la domanda, sempre di più la sensazione che o l'Europa diventa finalmente uno Stato vero e proprio, come che è l'Italia, come che è la Francia o come che è la Germania, che quindi può fare leggi per tutti i cittadini e portare il beneficio migliore ai cittadini, oppure uno si chiede ma quanto bisogna aspettare, se è giusto aspettare che arrivi finalmente un'Europa Stato vero e proprio. Cioè, molto chiaro Vladimiro, devo accorciare, se no non ce la faccio, devono anche rispondere. Grazie Vladimiro. Però prima rispondiamo a Stefano, questo uomo che non ce la fa, che dice cambiamo tanti lavori, ecco questi contratti di 3-4 mesi, questi contratti a chiamata. Lei come imprenditore cosa dice a Stefano? Allora effettivamente io lo vedo, la vivo anche da parte di imprenditore, no? Quindi di chi assume. Noi ovviamente il nostro cuore dell'azienda e il cuore dell'azienda sono sempre le persone, cioè senza le persone corrette tu non riesci a fare nulla. I grandi imprenditori hanno fatto quello che hanno fatto perché hanno avuto la fortuna o comunque la bravura di scegliere delle persone che gli sono state a fianco e sono riuscite a costruire quello che hanno fatto. Detto questo, noi ovviamente cerchiamo anche noi di assumere sempre a tempo indeterminato quando possiamo. Ovvio che bisogna capire anche come è messa l'azienda, perché credo che sia non proprio positivo se uno assume a tempo indeterminato quando magari l'azienda non se lo può permettere o quando probabilmente ci sono delle problematiche, oppure quando ci sono delle aziende che magari lavorano molto a spot. Cosa vuol dire? Che magari hanno degli ordini momentanei e non riescono poi a far fronte a ordini successivi. Purtroppo bisogna sempre vedere nello specifico la situazione attuale. E quindi cosa posso dire? Posso dire sempre che il consiglio che posso dare è quello di impegnarsi, di cercare di trovare anche l'azienda, il posto di lavoro in cui uno possa esprimere il massimo di quello che lui può dare, cioè nel senso che la consideriamo sempre una grande famiglia, quindi il problema che è di uno è un po' il problema dell'azienda, nel senso che poi cerchiamo comunque di essere presenti nelle varie problematiche. Ovviamente seguiamo un iter che è quello ovviamente di formare il personale, non solo formiamo perché anche noi abbiamo, a seconda della tipologia di lavoro, facciamo formazione anche esterna, quindi sotto questo aspetto è fondamentale. E quindi coinvolgimento della persona, perché è così che diamo valore aggiunto. Sì, ma dottor Fraccaro, mi scusi, facciamo la parentesi, ma io non devo essere fortunata come operaio a lavorare alla Fraccaro, no, a lavorare. No, io devo certo. avere quello che mi spetta di diritto. Se lavoro bene, l'azienda è solida e ha la possibilità di pagarmi di più, che investa anche su questa figura. Certo. E questo ha capito, cioè io capisco che lei giustamente dice l'azienda io ci tengo, è una famiglia e la persona va rispettata e va premiata col lavoro che fa, ma non
funziona così, basta vedere le multinazionali cosa pagano e poi dicono che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, non sono mica più i ragazzi di una volta, questi vogliono rispetto, hanno studiato e vogliono avere proprio il premio del loro studio anche che hanno intrapreso. Gianfranco Valeri, ma poi rispondiamo anche a Vladimiro da Rovigo con l'avvocata Maria Bigon. Prego Gianfranco. Niente è accaduto Gianfranco, vediamo se riprendiamo. Avvocata, lei la risposta al nostro Vladimiro con l'Europa, prego. Ma sull'Europa, allora io credo che dobbiamo anche essere in grado culturalmente di accettarlo. Facciamo fatica in Italia e vediamo quante differenze, quante discriminazioni altre volte vediamo all'interno di noi stessi italiani. Figuriamoci se facciamo uno Stato come si intende a livello europeo. Forse non siamo ancora pronti, dobbiamo lavorare ancora un po' per essere pronti a questo. Certo è che dovremmo dare più potere all'Europa, dare più deleghe e magari arrivare a uno Stato federale vero e proprio. Insomma, ecco, questo sì. Parlava del PNRR. Insomma, è stato un intervento importante che l'Europa ha fatto e credo che l'Italia, se, come è stato detto appunto dal signore che ha chiamato, li investe bene questi soldi, torneranno veramente a favore della nostra popolazione. Però dobbiamo essere anche noi pronti, dobbiamo prepararci anche come classe politica. Ma forse non siamo abbastanza pronti perché nessuno ci ha insegnato a essere pronti, anche perché gli esempi che abbiamo non sono degli esempi che possono gratificare anche il nostro impegno che devo dire la verità, guardate, io faccio parte del mondo del volontariato e delle volte mi domando, specialmente quando ci sono certi premi importanti, perché non lo danno a quei volontari, ecco, anche diversamente giovani che hanno speso una vita per aiutare il prossimo e si va a premiare delle persone e dice ma chi sia sta qua, cosa fa, ma chi è? Capisce che la politica è molto lontana, la politica vuole la visibilità, non vuole la persona, di dare visibilità alla persona, la politica è sempre quella che vuole la visibilità per sé, non gliene frega niente degli altri, se no non saremmo presi così. Questo volontariato, avvocata, lei anche in consiglio regionale che fa fatica anche arrivare alla regione, non è ascoltato, abbiamo questo RUNS adesso che è una cosa terribile, che ha eliminato tantissime piccole associazioni perché non ce l'hanno fatta a sopravvivere a questa burocrazia che poi sono solo numeri, ma alla fine non è cambiato niente, glielo posso assicurare, no, sono cambiati che noi dobbiamo pagare per essere volontari, questa è la verità, perché, e lo dico io, Gianfranco aspetta che ho finito, devono mettere il re sopra il volontariato. Ecco, sta nascendo questo, la multinazionale del volontariato. Se hai certi numeri ti ascolto, se non hai i numeri non ti ascolto. Guardi che ho mandato una mail in regione per questo, perché io sono in 7 del direttivo, 8 con revisore dei conti, ma non sono 10. Allora se non ho il 10 non posso partecipare. No, ho detto, ho scritto. Ecco, io ho lo stesso diritto del 10 perché io guardo la competenza e il numero. Volete persone competenti o volete numeri? Perché dobbiamo anche capirci e la gente deve saperlo a casa come stanno andando le cose. Gianfranco Valeri. Sì, buongiorno signora. Buongiorno, Minella. scusa se ti ho fatto aspettare Gianfranco. No, niente, scherza, Minella, scherza. Buongiorno avvocato e buongiorno all'imprenditore. Buongiorno. Volevo dire la mia da anziano. Ecco, praticamente il male che affligge l'Italia è secondo me il male della politica. Si immagini che questi giorni elettorali, quando vedevo queste trasmissioni per televisione, avevo un avvenimento tremendo, perché tutti, anche quelli che hanno vinto, gridano vittoria. Io ho detto, sì, no, è vittoria, e quelli che hanno perso quasi erano sulla stessa. Come si fa a dire, non stanno neanche a fare i conti secondo me, quando in una regione, in uno Stato va a votare il 50% della gente, il 50%, e del 50% si dividono tutti quanti queste fettine, vuol dire che quando uno che faccia il sindaco, che faccia il presidente della regione, che faccia quello che vuole, quando va in piazza ha su 10 persone e ne ha 7,5 e 7,6 contro, che non la pensano uguale. E per questo è stato veramente il male della politica. Quando è venuto
io ogni tanto ho fatto parte della Prima Repubblica, cioè quelli che praticamente sono venuti fuori dalla guerra, pescavano la gente quando avevano ancora i patroncini forti, li portavano nei partiti, quando uno andava a fare il consigliere comunale aveva l'infarinatura, si parlava, e insomma oggi se dice qualcosa, quando si parla male della politica non lo invitano neanche più, ha capito, visto, perché sono in certo modo, ma di tutti i partiti, non di un partito solo o dell'altro, e questo secondo me hanno portato l'Italia in queste condizioni, la gente non va più a votare, perché noi abbiamo creato questo sistema e va bene così. Ecco, l'altro giorno, immagini Mirella, l'altro giorno sono andato, perché adesso senza SPID non si fa niente, mi sono rivolto all'ufficio postale, mi fare SPID, gentilissimo, mi ha spiegato guardi qua, guardi là, avevo preso paura a fare lo SPID, perché quasi ha capito, guardi che con lo SPID poi tutti possono andare, mi raccomando, non darlo a nessuno. Io gli ho detto, ma guardi che non è colpa mia, sa? Io faccio parte della Prima Repubblica, è colpa di chi ti governa, perché uno quando si deve pensare dal neonato, al pensionato, al disoccupato, al carcerato, a tutti, uno quando si deve pensare a tutte queste cose perché Grazie Gianfranco Valeri, molto chiaro anche tu. Allora, dottor Fraccaro, ecco, cosa ne pensa dell'imprenditore e la politica? Ecco, lei cosa chiederebbe alla politica? Lei, come ripete, è un'eccellenza, ce la state mettendo tutta, cercate di adoperare anche le materie prime, di dare questo dolce molto buono, è faticoso. E io come faccio a prendermi la colomba di Fraccaro? Scusa Fraccaro, se non ce la faccio, non è giusto, perché io dovrei mangiare anche quella colomba, perché io lavoro e col lavoro non riesco a sopravvivere. Prego. Sì, allora effettivamente la situazione, come è stato detto e come si evince anche dalle telefonate, si sta sentendo questa problematica ed è pesante. E noi d'altronde cosa possiamo chiedere alla politica? Chiediamo che ci sia soprattutto molta chiarezza, molta flessibilità, che ci siano dati degli strumenti rapidi, veloci, perché noi dobbiamo cercare di snellire tutto quella che è la parte di burocrazia. Qualcosa è stato fatto, ma cerchiamo di essere aiutati in quello che è il percorso, soprattutto quando si parla di Europa, perlomeno essere competitivi con il resto d'Europa, perché dobbiamo ricordarci che al di là di tutto in Europa abbiamo dei costi diversi. È venuto fuori il discorso energetico, cioè noi paghiamo l'energia più cara di altri paesi europei, per cui metterci in condizioni perlomeno in Europa di essere competitivi con gli altri paesi, perché questo è un altro grosso problema che stiamo vivendo, perché effettivamente è così. Si parla di Europa unita, però in realtà poi ogni Stato ha delle caratteristiche diverse. Corretto? Certo. Senta, dottor Fraccaro, un'altra cosa che in questi giorni, in questi mesi, in questi anni sentiamo è la sicurezza sul lavoro. Ecco, ci sono anche queste nuove macchine, questi macchinari, bisogna essere molto attenti, molto accorti. Ecco, questa delle volte anche superficialità anche da parte di chi lavora, perché non sempre, dobbiamo anche lanciare una lancia anche a favore, perché è vero, io lo vedo, certi operai, anche certi addetti ai lavori sono un po' superficiali, tanto a me non capita, sono bravo, sono sicuro di farcela. Ecco, quanto è importante investire nella sicurezza nell'azienda per gli operai, per le persone, per gli addetti ai lavori? Dottor Fraccaro? Beh, direi che è fondamentale, perché è come se adesso non voglio portare un paragone, se si parla di famiglia è come se ti mancasse uno di famiglia. Io lo trovo che sia veramente una cosa sconvolgente quando succede, ahimè purtroppo è successo anche ultimamente in casi qui vicino a noi, però effettivamente viverla anche da imprenditore e da padre di famiglia, perché stiamo parlando un po' di aziende che comunque hanno un rapporto con i propri dipendenti che è abbastanza, come dire, con un legame abbastanza forte, e quindi la vivi con grande drammaticità. E sicuramente, come tutte le aziende, dobbiamo assolutamente essere molto attenti. È una delle cose fondamentali quello di investire sulla sicurezza, la prima cosa, quindi tutto quello che, tutte le regole che ci sono devono essere assolutamente rispettate, e anzi fare anche qualcosa di più se si può, e informare su questa cosa, perché effettivamente, come giustamente ha detto lei, mi vengono in mente alcuni tipi di lavoro, spesso sia colpa di personale che magari non è così attento, oppure dà per scontati alcuni passaggi
quando invece non è così scontato. Poi succede l'incidente, ahimè, per il disguido, perché magari succede quell'imprevisto che chi l'avrebbe mai pensato, ma ti può provocare magari non alla morte, ma magari anche a un incidente grave. Anche quello è drammatico. Secondo lei, dottor Fraccaro, si investe abbastanza nella formazione dell'addetto ai lavori, dell'operaio, della persona che deve adoperare questo macchinario, come si deve comportare? C'è abbastanza informazione e accompagnamento a questi nuovi mezzi tecnologici? Perché veramente io delle volte li ho visti e là non puoi un attimo distogliere lo sguardo, perché può succedere di tutto e di più. Io credo che come facciamo noi in azienda, anche le altre aziende lo facciano. Per quello che dicevo, tornando un po' indietro, è diventato molto più complicato proprio anche perché l'automazione ti porta ad avere degli strumenti che sono sicuramente più veloci, sono più performanti, però devono avere molta più attenzione e quindi sicuramente bisogna investire. Però devo dire che siccome ci sono tanti strumenti che comunque devi conoscere, perché sennò altrimenti non riesci a farli funzionare, quindi devi avere comunque una formazione importante. Ma sicuramente questo secondo lei, dottor Fraccaro? Parliamo in generale, non del ma in generale, lei vede che c'è questa formazione che veramente va bene? Io non la vedo mica, sa. Allora, da quello che io posso vedere in giro, da quello che succede, io vedo che c'è molta attenzione, cioè che da quello che ho visto io, nella stragrande maggioranza, io vedo che c'è attenzione a questo tipo di informazione. Poi sinceramente non mi è mai capitato di vedere qualcosa, il contrario, diciamo così, se non quegli episodi drammatici che sappiamo, voglio dire, però io Sa credo che uno studio che è stato fatto, il 75% delle aziende non sono in regola? Questo è un bel problema. Fatto, cioè non è che le racconti, il 75% dei controlli non sono in regola. Cosa dice avvocata Bigon? Allora, soprattutto in agricoltura noi abbiamo un problema molto molto elevato di infortuni sul lavoro e quindi anche molto gravi spesso. Abbiamo un problema che è il personale, il controllo che dovrebbe essere fatto soprattutto non a posteriori ma anche in prevenzione, quindi magari fare degli interventi sulle ditte, cercare di fare prevenzione, far capire quali sono le cose che vanno bene, quelle che possono essere aggiunte, integrate sulla base della normativa, le attenzioni ma anche il buonsenso, eccetera, spesso non vengono fatte perché appunto manca il personale. Abbiamo l'ARPA sotto organico, è stata anche riformata, è una delle società che appunto lavora per la regione, che dovrebbe essere proprio non solo il controllo ma soprattutto la prevenzione. Abbiamo tanti non solo morti ma anche infortuni gravi e quindi credo che bisogna investire soprattutto lì e cercare di fare prevenzione. Non è questione di multe, di sanzioni, è questione proprio di informare e formare. Ma se io non investo nel personale che deve fare i controlli, se io non riesco, visto le aziende che abbiamo nel territorio, le attività, come dice lei, che abbiamo nel territorio, come faccio a fare questi controlli? Tanto sanno benissimo che i controlli non ci saranno, oppure rischiano, perché chissà che la faccio franca, perché i numeri sono numeri e noi non abbiamo questo. Ma è così difficile investire nei controlli. Ma allora è questo lavoro che si potrebbe anche creare, perché non si crea secondo lei? Perché siamo sempre lì, non ci sono i soldi. Ma allora quello che è a casa, avvocata Bigon che sta ascoltando questa trasmissione, dice: ma come mai quando c'è un'emergenza i soldi si trovano? Ecco, c'è un'emergenza e i soldi saltano fuori. Ecco, ci sono le guerre, i soldi saltano fuori. Ecco, tantissime volte i presidenti delle regioni per l'emergenza riescono ad avere i soldi. Ma perché non si tirano fuori prima questi soldi per investirli dove servono? Visto che ci sono, perché li trovano subito. Prego, avvocata. Sono perfettamente d'accordo, i soldi ci sono e potremo tirarli fuori. Non siamo una società, tantomeno il Veneto, che sta male, è vero? Abbiamo tanti poveri, questo è vero, vanno aiutati e supportati, ma insomma facciamo anche delle opere importanti. Credo che sia una questione anche di priorità e poi ripeto, ci sono anche delle modalità che altre regioni hanno tirato fuori per poter investire. Allora, parlavamo in queste sere qua sul problema delle discariche di amianto. Sono state fatte richieste di autorizzazioni, 2 o 3 discariche anche solo nel Veronese, per cui insomma ecco, parlavamo proprio dei
controlli, perché allora tutti danno garanzia sulla sicurezza, ma se noi non abbiamo i controlli per quanto riguarda la legalità, le modalità di trasporto, la sicurezza appunto nel lavoro, nei luoghi di lavoro, la formazione, come possiamo essere sicuri? Come possiamo essere sicuri? Come possiamo mettere il cittadino tranquillo? Perché da una parte c'è l'informazione, ma anche il controllo. Se noi sappiamo che controllano l'anno 5% delle ditte, perché per il resto fanno solo quelle che sono appunto le emergenze e quindi sopralluogo in caso di incidente, come possiamo pensare che le cose possano cambiare? I soldi vanno trovati se non ci sono, anche perché insomma sono personali e persone che possono essere assunte, potremmo dare anche delle buone opportunità, quindi credo che insomma potremmo fare due cose positive. Ecco, perché io sento sempre questi bandi, ma siete sicuri che ci sono i bandi giusti e invece non facciamo i bandi, quelli che veramente servirebbero e che magari molti giovani avrebbero anche piacere di partecipare? Perché la politica se la fa e se la gode. Io spero che con questa trasmissione, ecco, cercare di parlare di trasparenza anche in politica, perché il governo è il governo, ma lo Stato siamo noi che alla fine paghiamo. E se lo Stato, quei politici che abbiamo, impegna del denaro pubblico su opere che noi veramente non ce ne può fregare di meno perché non servono in questo momento al Paese, noi ci indigniamo, però non fanno mai referendum su questo, fanno i referendum per le trivelle che non ci hanno neanche spiegato cosa sono e magari sul fine vita che magari ci interessava non ce lo fanno fare. È dispiaciuta, è pentita di aver detto no al fine vita, avvocata? Assolutamente no, nel senso che comunque è stato un voto consapevole, lavorato da tempo. Io non ho detto di no al fine vita, nel senso che comunque questo è previsto dalla sentenza costituzionale e quindi fine vita in Veneto, come in altre regioni d'Italia, è già stato concesso, come qua 3 su 6 domande. Basta avere le caratteristiche della sentenza della Corte. Il problema per me era un altro, altri due. Uno, che la legge deve essere nazionale per non creare ovviamente discriminazione tra una regione e l'altra e quindi deve essere nazionale, ma anche per il diritto, per il tema trattato. L'altro aspetto sono le cure palliative. Noi ad esempio abbiamo nelle case di riposo una percentuale di anziani che insomma stanno male e che non c'è accesso alle cure palliative. Abbiamo il 50% di presa in carico per i malati oncologici, ma abbiamo un mondo non preso in carico per le altre malattie. Comunque sì, per non fare confusione, però ha votato no, bisogna anche dirlo. Ecco, non si è astenuta, ha votato no. Cosa ne pensa lei, dottor Fraccaro, invece come uomo, come padre del fine vita? Sinceramente personalmente non ho mai affrontato questo argomento qui. È un argomento anche questo molto particolare che credo sia anche molto soggettivo, quindi ognuno la pensa alla propria maniera. Io sono sempre dell'idea di dare la libertà alla persona e quindi la persona che deve decidere essere libera, quindi io sarei più propenso per il sì sotto l'aspetto della libertà. Poi ecco, non vorrei che poi un sì magari potesse scaturire in qualche altro tipo di problematica, però sostanzialmente io vedo che la libertà deve essere massima per quanto riguarda le persone. Deve essere massima, perché è questo che noi pensiamo, molti di noi, anch'io della mia vita devo essere io a decidere, perché la mia vita non è la tua, è di nessun altro. Certo. E penso che veramente su questo dovremo ancora discutere e parlarne. Allora, dottor Fraccaro, che appello vorrebbe fare invece alla politica? Fra poco avremo ancora altre elezioni, adesso c'è il terzo mandato, per qualcuno è il quarto. Sì. Io mi viene da ridere, adesso parliamo di numeri, quando sentite qualcuno che vi dice ho preso il 75% del voto, calma, perché voi non sapete fare i conti, guardate che vi imbrogliano, non è il 75%, perché il 50% non è andato a votare e perciò togli, rimane alla fine un 35% se arriva. Sbaglio o no, dottor Fraccaro? Perché guardate che vi imbrogliano quei numeri, mi ha votato il 70%, no, calma che facciamo bene i conti. Ma perché imbrogliare questa persona che magari ha anche fiducia? Ma di la verità, ma perché non c'è questa trasparenza? Perché il voto è importante.
anzi vi invito ad andare a votare, guardate che dovete andare a votare, guardate questo. che l'astensione rafforza la politica, ricordatevelo, non è che voi la diminuite, la rafforzate, perché sono sempre gli stessi poi che se la giocano. Questo è il problema. Prego, dottor Fraccaro. Sì, sono d'accordo con lei, soprattutto la politica purtroppo molte volte, spesso, non riesce ad abbracciare i giovani, perché i giovani si sentono un po' distaccati e quindi, come dire, per i picca, sbagliando ovviamente, non vanno a votare. E questo è un male, perché invece dovrebbero cercare di coinvolgerli sempre di più. Io da imprenditore mi sento di dire una cosa, che secondo me la politica deve prendere una strada diversa, o meglio, cercare di mettersi d'accordo, perché capisco che ci sono dei punti di vista diversi da quello che può essere un partito di destra o di sinistra, eccetera. Però dobbiamo pensare al bene del territorio, questo è il discorso. Quindi dovrebbero mettersi d'accordo e dire, ok, qual è la miglior cosa, il miglior bene per il nostro territorio, per l'Italia, per il Veneto? È questo che dovrebbero puntare, cioè creare, cercare che il target, il punto focale deve essere l'obiettivo. L'obiettivo, cosa possiamo far bene per la società? Qual è il punto d'incontro? E questo dovrebbe essere, non certo, come dice lei, andare a vedere chi ha preso più voti o meno voti per avere la maggioranza, ma deve esserci un target diverso, questo secondo me. E anche un ricambio, a mio avviso, sì. Perché un po' di aria fresca, non è che ci siano solo 3 bravi, ce ne sono tanti di bravi, No, certo. di bravi che avrebbero diritto veramente anche di prendere certe poste e certe poltrone, se no non cambieremo mai. Come sono favorevole, dottor Fraccaro, e lo dico anche all'avvocato Bigon, di dare il voto ai sedicenni. Mi dispiace, io sono convinta, molti dicono non sono preparati, non sono competenti, lasciateli votare che poi vedremo, ma lasciate questa libertà, visto che si parla anche di patente, diamo il patentino, perciò li mettiamo nella strada questi sedicenni, perciò coinvolgiamoli di più. Allora grazie, veramente grazie al dottor Luca Fraccaro, co-titolare di questa azienda dolciaria molto importante. Avvocata, come ci saluta e come commento vuole dare anche le parole che ha detto Luca Fraccaro? Ma intanto grazie per la trasmissione, ma vorrei dire che io cambierei la legge elettorale, nel senso che insomma i politici devono essere eletti dalla gente e quindi devono dare le preferenze, a mio parere. Ecco, questa è la prima cosa che farei, potessi intervenire a livello nazionale. Cioè lei tornerebbe al proporzionale? No, io tornerei, sì, anche proporzionale, ma come individuazione quantomeno le preferenze, in modo tale da dare la possibilità al cittadino, perché nel momento in cui si va a Roma spesso si sparisce. Io vedo che nel Veneto è vero che siamo anche più vicini, però quantomeno con le preferenze uno è un po' costretto a avere relazione col territorio, deve farlo, insomma. Sapete perché non vogliono cambiare e fare il terzo o quarto mandato? Perché tutta quella pretore di persone che sono attorno a questa importante poltrona andrebbero a casa tutti. E allora, siccome nessuno vuole lasciare la poltrona, allora tutti vogliono fare il mandato, allora cosa diventiamo importanti noi? No, ma i cittadini ci eleggono, certo, però dovete anche, la politica deve mettere anche un freno, perché sennò diventa anarchia e dittatura, questo lo dico io, e non è assolutamente possibile questo. Grazie, grazie sia a Luca Fraccaro che all'avvocata Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Pubblicità. E guardate in pochissimo tempo cosa è uscito dal banco, da questo tavolo meraviglioso di Sveglia Veneti. Guardate cosa ha portato. E vi dico subito chi è: Adriano Caminotto, storico del Museo della Vita Contadina di Boccafossa, che conosceremo. Ma assieme a chi? A Dio ti salvi Perin, presidente associazione imprenditore Piave 2000. Ma come facciano a inventare questi imprenditori? Guardate cosa portano. Allora, intanto conosciamo Adriano Caminotto. Chi è Adriano Caminotto? Cosa vuol dire essere storico del Museo della Vita Contadina di Boccafossa? Prego Adriano. Ma non è facile in poco tempo raccontare, perché è un quarto di secolo che ho iniziato nell'87. Io ho sempre avuto la passione della nostra storia, perché sono figlio di contadini, quindi ecco perché sono appassionato e ho fatto questo. E a un certo punto dei miei paesani mi hanno invitato in occasione della Sagra del Paese
a fare qualcosa di diverso per far sì che la gente partecipasse alla sagra. Bellissimo. E quindi siamo partiti prima di tutto con la festa della trebbiatura. Ho recuperato una trebbiatrice degli anni 50. Dammi permesso. Vai Adriano, guardate. Questa trebbiatrice ho speso un anno del mio tempo libero per restaurarla perché era messa male, e da lì nel 1987 abbiamo iniziato a fare la domenica della sagra la festa della trebbiatura in costume. Bellissimo. Sì, c'erano migliaia di persone. Noi eravamo a quei tempi i primi che hanno fatto una festa di questo genere, poi altri hanno seguito, ma noi eravamo i primi. E c'erano migliaia di persone che venivano a vedere, perché si trattava di far vedere come si lavorava a quei tempi nei campi, e la trebbiatura del frumento, che era il primo raccolto che veniva, era il primo raccolto che i contadini potevano vendere per poter avere magari qualcosa, perché soldi erano sempre pochi, mai. Quasi zero? A fine anno mai, ecco perché i miei genitori li vedevo sempre seri, no? Poi ho capito, erano seri perché lavoravo un anno da sole a sole, e a fine anno... Per non mangiare neppure. Non c'era poco niente. Allora, tutto posso dire, ma che a Mirella stamattina naga Osei, proprio non si può dirlo. Guardate Osei che a Mirella stamattina... No, tutto può dire, fuori che questa mattina Mirella si è piena di Osei. Guardate che no, di tutte le razze, di tutte le altezze. Mirella. Adriano, se è vero o non è vero? Quando me li hanno donati, erano stato a dire no, e mi fa... ho sta roba qua, li porto a casa, e allora ragiono con le donne di Boccafossa che stanno guardando sicuramente, no? Ho portato a casa 120 osei. Non si sa. Avete capito? Poi bisogna anche sorridere, perché sennò è una valle delle lacrime dopo quelli che abbiamo sentito. E poi io ho fatto le vetrine, perché sono bravo cioè mi arrangio con il legno, ho la passione di lavorare il legno, e ho fatto le vetrine le ha portate a casa Perin, anche questo perché la storia si è chiusa, non abbiamo più il contenitore che non si chiama museo, il museo è il capitale museale. Senti Adriano, ma dimmi. Questa caccia che veramente io non condivido, no, io l'abolirei nel vero senso della parola, non abbiamo più bisogno di uccidere, anzi abbiamo bisogno di salvaguardare, perché per carità molti cacciatori dicono no, non siamo così, però i bracconieri e i cacciatori è inutile che ce la giriamo, quando uno e va ce a ne caccia sono. non pensa... Ecco, come vedi tu la storia della caccia, Adriano? Beh, mia caccia non sono mai andato. Da ragazzo andavo a fare la battuta, nel senso scendevo in mezzo alle pannose perché far uscire, però a me non le bestie mi piace, non mi è mai piaciuto, però ho visto che moltissimi cacciatori, ho fatto le osservazioni, bisogna stare attento a fare osservazioni, perché purtroppo la passione, come me in quel museo, quelli che va a caccia ha una passione come quelli a pesca, stessa roba. Guai fai osservazione, perché quella è come me che sono arrabbiatissimo per quello che è successo, ma non c'è nulla a fare. Allora raccontiamo cosa è successo, prego, dai. Niente. Cosa è successo, Adriano? Allora, dicevo prima la festa della trebbiatura, però poi vedendo quel che fa, scusa che parlo un po' di grande, no, tranquillo. Vedendo quel che fa, la gente ha cominciato a dirmi: beh, Adriano, porta a casa anche il carro, porta a casa la sabba, porta a casa anche altro. Alla fine mi sono trovato con centinaia di attrezzi, questi sono venuti dopo, e non sapevo cosa fare. Cosa fare? A Boccafossa, a Sant'Anna Boccafossa, c'è un'azienda che è nata negli anni 20. Ecco qua, guarda. Ecco, vediamo anche le immagini, adesso dice il nostro regista bravo, il regista Andrea Basso, che bisogna anche nominarli. Ecco qua le immagini, prego. Ecco. Questo è il museo. Questo è il museo. Eccolo là, ecco, quella è una barchetta degli inizi dei anni 20, no? È lunga 60 metri per 12 per 3 piani, vuota. Perché? Perché quegli anni tutto il grano, i raccolti venivano immagazzinati e poi venduti durante l'anno. Poi col cambiamento, con le macchine non servono più, perché i raccolti vengono venuti nei campi. Ecco là, vengono venuti nei campi
e quindi è rimasta vuota. Questi signori, praticamente quelli che hanno fatto il paese, Sant'Anna di Bocafossa, sono i Mazzotto. Scusa, dici anche dove che si trova, perché non tutti sa dove che è Sant'Anna di Bocafossa, dove si trova? Comune Torinoso. Comune Torinoso. Fermo perché abbiamo Alberto in linea, vai Alberto. Pronto? Pronto, eccoci qua. Complimenti signora della trasmissione, sono Alberto di Falzè di Piave. Grazie Alberto, caro, grazie. Senta, io volevo fare un po' marcia indietro, tornando al Veneto. Sì? Guardate che abbiamo i zeppelei pieni ormai, Cosa aspettate a portare a casa l'autonomia differenziata? Questa è la domanda che io vorrei ripetere profondamente, perché ormai anche qui dalle nostre parti, verso Falzè di Piave, Pieve Soligo, Castelbrando e compagnia Briscola, ne abbiamo i zeppelei, non dico altro, pieni. Allora, anche il nostro bravo governatore Zaia e tutta la compagnia Briscola delle Buche di Roma non mi interessa un tubo. Scusi il termine, che sono permesso di dire una parolaccia. No, Però, tubo una sera parolaccia. No, noi veneti vogliamo solamente che ci porti a casa l'autonomia differenziata, non quella che diceva Bossi, la secessione, che è un'altra cosa. Grazie Alberto, sentiremo cosa dirà qualche politico che tu hai nominato, perché si parla, ma se leggiamo i numeri che abbiamo in sovraimpensione, questa autonomia ha un percorso molto lungo, è un parto che non si sa quando finirà, è un parto, ma non si sa. Qualcuno dice si è iniziato, sì, ma il percorso è lungo. Speriamo. Salvi, come commenti questa telefonata, tu che veramente ci stai... Qui vediamo cosa è successo in questo museo qua, quindi il presidente Zaia e io inviterei anche che abbiamo qui guardasigilli al governo che intervenisse in questa situazione, perché qui sono stati spesi soldi pubblici sia regionali che europei. Io ho denunciato questa situazione nel Piave già da qualche anno, nel giornale del Piave, mostrando documenti e tutto, ho scritto a Zaia, eccetera, però non si è mosso niente, diciamo così. Io spero che qui intervenga, visto che Guardasigilli guarda la tua trasmissione e qui a Treviso sempre, venga a fare un giro a Bocafossa e capire questi finanziamenti europei, perché sono due grossi, spesi per fare un museo diverso. Hanno fatto il museo del paesaggio, camuffando il museo di Caminotto, portando in Comunità Europea tutte le foto dei suoi oggetti, tutto quello che aveva, che purtroppo adesso la gran parte è andata in malora. Quasi 13.000. Perché roba in legno è marcia dai tarli, quello in ferro era buttato fuori, come avete visto dalle foto, fuori di Bocafossa. Era un museo visitato perché lui era pieno di gente tutte le domeniche. Migliaia di bambini delle scolasche, migliaia. Gli uccelli mi vergogno perché mi viene un dolore da piangere vedere questi uccelli. Non hai la cinepresa qui da prendere il primo piano, però sono tutti distrutti. Io li ho ricevuti, gli ho messo la naftalina eccetera, però io mi appellerei a qualcuno anche, perché questi non è stati presi e uccisi, era una donazione che ha ricevuto Adriano da una signora che li aveva da tanti anni, quindi tutta questa cosa sono un centinaio di pezzi tra i roni cenerini, tra tutte le qualità, pregiate. Tutte le qualità del nostro territorio da vedere per le scuole, eccetera, e quindi che io ho preso purtroppo così e sono messi male. Hai fatto bene a spiegarlo, perché è molto importante sapere, e in effetti Adriano l'ha detto, Adriano Caminotto, io sono contro la caccia, non sono mai andato a caccia, questi me li hanno regalati, io li ho conservati anche per far capire anche al nostro futuro, che sono i bambini, che meraviglie c'erano e che non ci sono più, perché l'uomo, non loro, perché dicono sono stati questi prodotti che buttano nei campi, tutto questo, per carità, ma anche l'uomo ci ha messo del suo e tanto, perché continuiamo a vedere delle volte delle scene terribili. Però Dio ti salvi Perin, quello che però rammarica
è che molti politici, specialmente nelle campagne elettorali, e qui ne abbiamo una dietro l'altra, dicono guai a toccare le tradizioni, guai a non supportare queste realtà del territorio. Però la Mirella gli risponde che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, perché non mi sembra proprio che queste associazioni di volontariato che stanno di conservare le tradizioni vengano supportate. Sbaglio, Adriano? Tu dici, Mirella, sempre quello che diciamo anche noi. Questa roba qua, quando la signora mi ha chiamato, io mi sono trovato un problema, perché io ho la pratica degli attrezzi, delle zappe, quelle robe là. Però quando me l'ha fatto vedere 120 pezzi, mi qua li butti via. No, questa è storia nostra. E allora io sono andato per le falegnamerie, mi sono fatto regalare dei pezzi di legno, io ho un laboratorio a casa che lavoro in legno, ho la passione. In un'invernata ho fatto le vetrine grandissime. Sono andato da un mio amico che fa finestre e mi ha regalato i vetri. Io ho fatto le vetrine, erano tutte, lui l'ha visto, erano meravigliosi. I bambini delle scuole venivano a vedere, era una meraviglia. Io avevo lacrime negli occhi, le lacrime negli occhi. Passione, Adriano, la passione, il cuore. Abbiamo Dino da San Donà di Piave. Ciao Dino. Sì, carissimi. Buongiorno. Saluto gli amici Adriano e Dio ti salvi Perin, che sono veramente delle persone che hanno a cuore il museo di Boccafossa. Io sono preoccupato moltissimo per i materiali che sono deperibili, che hanno bisogno di continua manutenzione, che non possono stare alle intemperie, che hanno subito nel corso del tempo anche dei depauperamenti. Io ho provato a chiedere che intervenga anche la soprintendenza, perché la soprintendenza dovrebbe avere un suo ruolo. Purtroppo non si è riusciti ad avere un aiuto neanche da parte delle autorità, credo neanche da parte della regione, che invece avrebbe dovuto salvaguardare questi materiali per le nostre tradizioni, per la nostra cultura popolare. Cioè, questo io purtroppo, anch'io ho cercato di fare qualcosa con Adriano, ma non siamo riusciti a farlo. Hai fatto bene Dino a chiamare, ti ringrazio, perché bisogna anche iniziare a parlare, perché voi cioè, dovete capire una cosa, Adriano e anche Salvi, Dio salvi Perin, che i politici sanno benissimo a chi parlano e parlano a un territorio dove regna il Minovo combatta, dove regna il silenzio e la paura di esporsi, brava, la paura di parlare, vai parlare, scherzi, certo, chissà cosa che mi capita, sta buon, anzi sera anche i balconi che lui mi veda. Cioè, loro sanno benissimo questo. Allora, perché sotto le elezioni vi incontrano? Perché siete importanti, perché ogni persona di voi è un voto. E allora vi raccontano la storia come ho raccontato prima. Io ho preso il 75%, ma cosa 75%? Calma che fermo i conti. Tanto il 50% ripetono se da votare. Brava. E dopo devi tagliare ancora, rimane un 35% se rimane. Certo. Avete capito che dovete anche iniziare a parlare e a svegliarvi? Avete sentito? C'è un museo, c'è tutto, c'è un aiuto anche a far crescere questo bambino con la conoscenza, la storia della natura, dell'ambiente. Ma chi se ne frega del museo? Perché devono andare da un'altra parte, devono investire da un'altra parte, o sbaglio Adriano? Là girano tanti soldi per quello che è andata di là, perché cioè, a me mi fa rabbia, è una cosa. Allora c'è stato un momento che finito il secondo lotto dovevamo trasferire il materiale alla sede nuova, perché il contenitore non è il museo questo. E quindi io che ero responsabile non sono stato contattato. Hanno deciso altri cosa fare. No? Tra i contributi, i soldi e la storia hanno scelto i soldi. Un paese che non raccoglie, conserva e custodisce la propria storia è un paese che non c'è, un paese destinato a sparire e non essere ricordato. Sì, però Adriano, scusa Adriano, però se votiamo i soliti noti,
cioè un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi, certo. Perché è inutile, perché loro vogliono incontrarci, vogliono parlarci, perché vogliono il voto, questa è la realtà, non ve ne frega niente di sti Osei, di Borsa, Adriano, il voto di Adriano, di Dio te salvi, allora famosa pacca sulla spalla, certo. Tu dammi il voto e vedrai che io poi ci sarò. Dio ti salvi, quante volte hai sentito questa frase? Aiutami, stammi vicino che io ti starò vicino. Loro ti passano anche i nomi di tutti i segretari da contattare, tutti gli ingegneri, quant'altro, ti danno tutti i numeri, chiama qua, tu inizi il dialogo che speri di portare avanti qualcosa, passano i mesi, gli anni e non fanno niente. Quindi prima è intervenuto Dino, è un grande, io l'ho conosciuto ancora su al Museo del Piave quale presidente del Museo del Piave della Grande Guerra, e lui era presidente del museo di San Donà, quindi è un grosso personaggio, direttore, quindi, che ha raccolto reperti archeologici e quant'altro, quindi Dino è stato un grande, adesso era entrato anche in questo museo per vedere se poteva sistemare, ha lavorato anni anche lui, adesso che si sta ascoltando, però non è riuscito a far niente, quindi Dino, devi dire la verità, tu conosci i politici che hai contattato, io no, non sono dentro nella politica, ma tu sì, dovevi dire qualcosa sui personaggi, su Presidente Zaia e quant'altro, e delle amministrazioni passate di Torre di Mosto, perché tutte le amministrazioni sono passate e poi alla fine hanno boicottato Caminotto con tutti i suoi reparti buttati fuori dalla barchessa, che sono andati in mille posti, al fuori dei locali che ha preso i finanziamenti, con solo documenti, quindi qua deve intervenire la magistratura, i carabinieri. Difatti io ho detto tante volte a Adriano, prendo tutto il materiale perché deve aver spedito anche tante carte, delle autorizzazioni. Sì, ma le possiamo far vedere tutte perché le abbiamo viste le carte. Salutiamo anche Roberto Rasera, perché Adriano e Dio ti salvi, perché Roberto Rasera è presidente Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier. Buongiorno Rasera, buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno. Hai visto che ben di Dio di Osei che ha Mirella stamattina? Meravigliosi. Ecco, allora come fare per cercare di aiutare anche questa realtà, questa passione che però vogliono trasmettere anche i più piccoli? Ecco, Adriano e Dio ti salvi sono demoralizzati, nessuno li supporta, non li aiuta. C'è questo museo, lei lo conosceva questo museo, Rasera? Ne ho sentito parlare, però non ho mai avuto l'occasione di visitare. Allora vorrà visitare questo museo, Rasera? Ah, sì, certamente, è la prima occasione. No, mi fa piacere perché iniziamo anche a fare il passaparola. Perché vale sempre la pena conoscere il nostro territorio, perché se non lo si conosce non si può nemmeno Ma come si fa, Rasera? Voi che siete gli addetti ai lavori, non conoscervi tra di voi, tra queste realtà e supportarvi. Io sto facendo, Rasera, le associazioni abbracciano le associazioni, e sa perché? Perché ero stanca di sentire associazioni importanti, valide, che non sono minimamente ascoltate, che non vengono minimamente invitate ai tavoli dove dovrebbero esserci, perché ognuno ha diritto di dire quello che pensa, visto che è un'associazione che è regolarmente iscritto. Ecco, siccome mi sono stancata, ho cercato di fare questo, di cercare di far conoscere le associazioni tra di loro, di lavorare tra di loro indipendentemente dalle associazioni, ma di fare squadra. Cosa ne pensa, Rasera? Sicuramente è importante fare squadra tra le diverse associazioni. Noi in particolare nelle attività che facciamo e che stiamo portando avanti nel tempo cerchiamo di coinvolgere anche altre realtà associative, mentre alcune attività le facciamo tra virgolette per conto nostro, nel senso che magari riguardano più specificamente un problema del territorio a cui ci riferiamo e quindi magari non ci mettiamo in contatto con altre associazioni, però sicuramente il fare rete è fondamentale, questo è poco ma sicuro. Vede Rasera, qui ho degli esemplari che sono meravigliosi, sono stati regalati a Adriano Caminotto da una signora che li aveva conservati, però questa conservazione va mantenuta,
va curata, direi quasi giornalmente, certo. Ecco, per far resistere, perché questa è anche la storia di quello che è successo, di quello che c'era nel nostro territorio. Perché non si fa questo secondo lei, Rasera? Allora, ribadisco che è fondamentale la conoscenza del proprio territorio. In tutti i suoi aspetti, anche di storia, non solo come dire, dal punto di vista strettamente ambientale, ma anche della storia del territorio. Per cui io non ho le ricette, le soluzioni per questa mancanza di attenzione sia alla storia del territorio sia all'ambiente del territorio. Certamente, come dire, le singole iniziative come quelle del museo, come realtà associative come la nostra, vanno sicuramente supportate e, come si diceva prima, sarebbe interessante che nei tavoli di decisione ci fosse un coinvolgimento delle persone. Di esempi ne potrei portare veramente molti negli anni della nostra storia in questo senso. Sentiamo Adriano, come commenti le parole del Presidente Rasera? Ascolto tanti, ma sono demoralizzato e desidero anche perché moltissime persone si rivolgono a me, mi danno consigli, ma passare tutto questo tempo e vedendo come che va, vabbè, non ho più voglia di lottare ed è a parte che ormai c'è, mi la sono più presidente, quindi se qualcuno ha la possibilità, perché il posto è là, è quasi sempre vuoto, ci sono delle mostre, il contenitore è là, perché si chiama contenitore. Se fosse una svolta o qualcuno che ha la possibilità di intervenire su questa questione, perché la questione è molto, a quanto che ho capito come comprendono, è una questione molto delicata. È una questione delicata, anzi, articoli di Gazzettini ha fatti tantissimi, anche 2 a settimana. Mi li raccoglievi e mettevi via, e li ho mandati qua in reazione. Sì. Ecco, ogni tanto mi fai, quando è che proprio mi ciappa, fai dei pacchettini, fai fotocopi, fai pacchettini, per dire com'è fai dei pacchettini, e la mattina che vai in cimitero dai miei, a Torre del Mostro, passa in tutti i bar, vai agli anziani e mette questi pacchettini, perché la gente non sa quasi nulla, perché i Gazzettini viene la rana quindicina, 20 là. E allora, voi fai, perché non lo sanno, un signore mi fa, le inutili che ti mette fuori la roba là, perché dopo di ti passa un politico, un assessore, che li su un per un e li porta via. Allora mi fa, ma perché? Cioè informare la gente su questo. Tra l'altro, non riesco a capire, gli articoli di Gazzettino li hanno fatti loro, questo giornalista che poveretta le è morto, ma ultimamente non voleva neanche più scrivere, perché aveva capito che io ero calpestato invece di essere non osannato, ma di essere aiutato. Essere supportato su un bene comune. Alla fine non voleva più scrivere sui Gazzettini. Su un bene comune, perché questo appartiene alla comunità e tu vuoi che la comunità partecipi a questa storia, certo. La storia del nostro territorio, certo. Che poi è la storia del nostro territorio. Salvi. Ma vedi, è un'omertà pazzesca in questi cose. Quindi hanno scambiato il museo della civiltà contadina con il museo del paesaggio. È intervenuto un politico che non faccio nome, ma si dovrebbe sapere, che è diventato padrone lui porta lì delle mostre di pittura contemporanea di suoi amici che fanno una festa quando fanno inaugurazione, che dovrebbe essere queste mostre aperte per 6 mesi, sono aperte il primo giorno, vanno all'inaugurazione, mangiano, bevono, dopo non vedi più nessuno, perché a Boccafossa è in fondo al mondo, chi viene in un borgo di Boccafossa. E quindi questa ha fatto uccidere tutto il sistema, però i soldi sono venuti fuori
a centinaia di milioni, ma vedremo le carte perché sono quasi 500 milioni di vecchie lire in due tranche. 500 milioni di vecchie lire in 2 tranche. Ha realizzati questi stabili per il Museo del Paesaggio e il suo che esisteva da decenni prima, 25 anni, buttato via. Lui ha raccolto una vita di lavoro eccetera, e la politica che non si accordava non so in cosa, quindi questo io pregherei il giudice Nordio e i guardasigilli che intervenisse per vedere le carte. Il presidente Zaia stesso, che gli ho scritto un sacco di volte, vieni a vedere. Abbiamo Massimo da Torre di Mosto. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Buongiorno a tutti, sono Massimo. Comunque Adriano, un saluto speciale a lui perché è da diversi anni che siamo in collaborazione grazie a lui e assieme stiamo salvaguardando questo sperpero di tutti i materiali che erano raccolti da lui e raccolti all'interno della barchessa, che a un certo punto si è trovato e sono stati buttati fuori nel cortile, diciamo. Ci siamo incontrati, io l'ho appoggiato, ho messo a disposizione degli stabili, dei luoghi un po' qua, un po' là, perché la tradizione, ho la stessa passione che ha lui ed è una tradizione che mi viene dal cuore, perché anch'io vengo fuori da una famiglia di agricoltori da una vita e voglio continuare a portare avanti questa tradizione. Il fatto è che do sempre piena ragione anche a Adriano e anche al signor Diotisaldi Perin che salvaguardare la nostra storia fa parte di un futuro per i giovani che verranno dopo di noi. Il problema è che, secondo anche il mio punto di vista, oltre che a tutte queste giunte comunali che sono passate da 20 anni a questa parte, come diceva lei prima, promettono per il voto, ti danno una pacca sulla spalla, però alla fine la pacca va giù lungo il fosso assieme all'acqua che corre dopo una pioggia. Non solo loro, ho fatto parte anche della Proloco del paese di Torre di Mosto, ho insistito con i presidenti, i vicepresidenti, con tutti per cercare di salvaguardare la nostra storia, ma questo loro non hanno fatto nulla. Ci siamo trovati io e Adriano, ci siamo guardati negli occhi e Adriano mi fa: Massimo, cosa facciamo? Dobbiamo portare via e salvare più materiale possibile. C'è stato anche Perin che ha aiutato Adriano, ha portato via quello che io non potevo, non avevo il posto per salvaguardare. E anche a oggi, ogni volta che la gente ti chiama, se possiamo andiamo e recuperiamo, portiamo a casa. Messo lì, messo al coperto, è salvato, buttato fuori, è perso. Grazie Massimo di aver chiamato, mi fa molto piacere far sentire queste voci, queste telefonate. Questa trasmissione si chiama Sveglia Veneti. Volete svegliarvi Veneti? Volete capire che dovete ascoltare bene quando qualcuno vi parla, specialmente in questo periodo, e capire forse che ragionate bene, perché i miei ospiti dicono sempre che siete bravi, che sapete ascoltare, che avete buon senso, che fate domande giuste. Allora svegliatevi anche, perché prossimamente avremo bisogno di questa sveglia. Allora, Rasera, come commenta queste passioni che sono veramente frustanti per qualcuno, ma perché mi succede questo? Io vorrei fare il bene al territorio, portare avanti quello che è proprio la tradizione, la storia, la cultura veneta. Qui parliamo di cultura veneta. Prego Rasera. Ma sì, rischio magari di ripetermi, però... meglio Rasera. Se vogliamo, noi siamo una piccola associazione ambientalista, ok? Però ci siamo resi conto che, appunto, come dicevo prima, se vogliamo tutelare il territorio, prima di tutto va conosciuto e la conoscenza passa attraverso diverse strade, ma soprattutto direi sentendo e coinvolgendo le persone che in quel territorio lo vivono, perché altrimenti si rischia sempre di prendere decisioni piccole o grandi che passano un po' sopra la testa della gente e avrei numerosi esempi sul nostro territorio. Noi ci occupiamo soprattutto della zona di Treviso Sud, quindi quella compresa nei quartieri di Sant'Antonino, San Zeno, Chiesa Votiva, San Lazzaro e la zona di Casier. E in quest'area nel tempo sono state prese delle decisioni che di fatto sono passate
in buona parte sopra la testa delle persone, ma perché manca, a mio avviso, una capacità, soprattutto da certa classe politica, ma non voglio nemmeno generalizzare da questo punto di vista, la capacità proprio di ascoltare le persone anche attraverso strumenti molto concreti che ci vengono messi a disposizione, perché ci sono criteri di partecipazione molto efficaci, su cui veramente, soprattutto all'estero, ci sono esempi illuminanti da questo punto di vista. Però se questi strumenti non vengono utilizzati, soprattutto in fase di decisione, poi è chiaro che si rischia, come dicevo, di passare sulla testa della gente e di conseguenza anche sulla storia di un territorio. Perché nel momento in cui facciamo degli interventi non tenendo conto anche della storia di quel territorio, rischiamo di perdere, oltre che l'ambiente, anche molti aspetti storici. Grazie al Presidente Rasera, Salvaguardia Ambiente Treviso. Vediamo se riusciamo a mandare anche la telefonata di Maria da Bovolenta, velocissima. Maria, prego, perché sono in chiusura. Sì, tesoro, ascolta, niente, volevo fare i complimenti ai tuoi ospiti. Intanto un buongiorno a te e anche ai tuoi ospiti. Che meraviglia che hanno portato, guarda, che belli che sono. E immagino cosa provano quando vedono queste creature fatte con le loro mani, perché c'è tutto un procedimento anche per cosa. C'era un mio zio che aveva questa passione quando vedeva i cosi, faceva anche lui queste cose, ma naturalmente per lui solo e basta. Ecco, ogni modo, hai l'imbarazzo della scelta lì. Ah sì, stamattina proprio l'imbarazzo, Maria. Non che sei problemi, mai visto tanta roba in vita mia, tutto su un colpo. Ascolta, Maria, devo chiudere perché io sto forando. Salvi, come ci saluti? Velocissimo. Il discorso dell'ambientalismo, eccetera, ce lo troviamo però anche nel Piave, quindi di gente incompetente che viene a parlare, quindi attenzione di cosa parliamo. Io volevo chiudere parlando che oggi avevo portato il pallottino per scavare tutti quei migliaia di chilometri di canali per salvarci dalle inondazioni. Volevo parlarvi di altre cose, questo per esempio l'ho ricevuto stamattina da chi lavora in Ratta nel Giunco. Barbisano era una città che lavorava questi materiali che arrivavano dall'Indonesia e quant'altro e purtroppo spariti. Quindi creavano a proposito borse, di artigiani. Ecco, creavano borse, creavano le sedie al Quirinale del Presidente della Repubblica, stupende, che l'ho vista la coppia questa mattina, appunto. Io spero di portare qui la vice sindaca Luciana a parlare di questa realtà della nostra zona, tutte quelle aziende abbandonate della costruzione di queste gioie. Grazie a Dio ti salvi Perin, grazie a Adriano Caminotto, grazie a Roberto Rasera e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Ciao! Gnocchi alla fontina. La storia della fontina è la storia della Valle d'Aosta. Le prime notizie risalgono al 1200. Mentre si costruivano i castelli inespugnabili, qualcuno si preoccupava di rendere più saporita la vita, producendo l'antenata della fontina. Il profumo dell'ormai famosa fonduta si sprigionava per tutta la valle. Ingredienti per 4 persone. 500 grammi di gnocchi, 150 grammi di fontina valdostana tagliata a fettine sottili, 50 grammi di burro, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Tagliate la fontina a listarelle.
Imburrate con cura una pirofila. Fate cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata. Scolateli con una schiumarola e man mano che vengono a galla. Poneteli in una zuppiera e conditeli con il burro e il pepe macinato. Accendete il forno e portatelo a 200 gradi. Versate gli gnocchi pochi alla volta nella pirofila imburrata, alternandoli con le listarelle di fontina. Spargete a fiocchetti il burro rimasto. Decorate con le ultime listarelle di fontina e, se volete, con una spolverata di parmigiano. Mettete a gratinare nel forno a 200 gradi per 10 minuti circa. Non appena si forma una leggera crosticina, sfornate e servite. E buon appetito!